chiama solitudine e per tanti anziani rappresenta uno dei problemi più rilevanti della quotidianità. Quasi il 50% degli anziani over 75 vive in Veneto da solo. I dati sono stati raccolti dalla SPCGIL che lancia l'allarme. Parliamo di 300.000 persone che, soprattutto in queste settimane, rischiano di perdere i propri punti di riferimento, sia nelle città che si svuotano, sia nelle zone più isolate dove la solitudine è ancor più marcata durante tutto l'anno. Persone fragili, indifese, che fra l'altro rischiano di finire nel mirino di truffatori o ladri. I dati, provincia per provincia, sono sconfortanti. La situazione peggiore è quella di Belluno con il 51,48% di anziani soli, seguita da Rovigo con il 50,81%. Le province anche più piccole, ma sono anche le province che hanno le persone più anziane, anche con età più anziana, e tra l'altro che vivono in territori dove possiamo dire sono praticamente, al di là dei capoluoghi, tutte aree interne, quindi anche spesso sprovviste da servizi di prossimità. Non va meglio comunque nelle altre province, dove più o meno si attestano tutte tra il 47 e il 48%, un fenomeno che si accentua maggiormente durante l'estate e le festività come il Natale, anche se, dice, si tratta di una problematica che sta diventando sempre più quotidianità. Per alcuni anziani diventa impossibile andare a fare la spesa, continua Nicoletta Biancardi, perché il negozio sotto casa è chiuso. Può essere un'impresa anche recuperare i medicinali, per questo riteniamo necessario prevedere servizi a domicilio, ma anche trasporti dedicati a chi non può muoversi in macchina o con altri mezzi. Insomma, bisogna trovare delle soluzioni. Noi appunto con i nostri strumenti, ma assieme anche alle altre organizzazioni sindacali, quindi non lo facciamo solo da soli, ci muoviamo su più fronti, appunto quello della contrattazione sociale e territoriale che facciamo con i comuni, con tutti i comuni del Veneto, ma anche con la Regione Veneto, ma anche collaborando appunto con le associazioni di volontariato e culturali. Quindi cerchiamo di naturalmente innanzitutto di capire quali sono le problematiche, poi agire per trovare anche delle risposte concrete. Non solo, ma diventa fondamentale stimolare una sorveglianza di vicinato, invitando le persone più giovani a relazionarsi con gli anziani soli che abitano nello stesso condominio o nella stessa via. Di solitudine, termina, si può morire. Si parte anche questo lunedì parlando di chi? Dei diversamente giovani. Ecco, questa giornata molto importante, la giornata in occasione dell'Alzheimer, dove veramente questi centri anche nell'RSA saranno molto attenti a far capire l'importanza veramente di conoscere, di capire se hai dei sintomi anche lievi, di cercare di andare su questi centri perché sono molto importanti, vuol dire prevenzione. E con chi parleremo di prevenzione per i diversamente giovani, la giornata degli anziani e dell'Alzheimer? Col dottor Maurizio Gallucci, responsabile centro per la memoria presidio ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier di Treviso. Grazie veramente dottor Gallucci di essere qui, sono giornate importanti, noi dobbiamo fare prevenzione parlandone prima, perché abbiamo questo problema che molti diversamente giovani, solo alla parola di fare un screening, un test, ecco, si tirano indietro, forse non sanno abbastanza, ma io vorrei coinvolgere questa mattina i familiari per capire invece l'importanza dello screening. Prego, dottor Gallucci. Buongiorno Mirella e buongiorno anche ai telespettatori. Sì, il problema della prevenzione è un punto fondamentale. Prevenzione del decadimento cognitivo che si può fare. Adottando dei sani stili di vita è possibile anche ridurre il rischio di ammalare di demenza del 40%, quindi quasi un rischio dimezzato. Quindi i sani stili di vita quali sono? Una dieta mediterranea, socializzazione, letture, un'attività fisica moderata ma continuativa nel tempo. Il 21 settembre, che è la giornata mondiale dell'Alzheimer, il Comune di Silea e il presidio ospedaliero di Monastier con il Centro per la Memoria organizzano uno screening, cioè una valutazione gratuita per tutti i cittadini che vorranno venire e partecipare, proprio per cogliere eventuali primi segni di perdita della memoria e per dare dei suggerimenti
come diciamo porvi rimedio, come cercare di ridurre il rischio di un'evoluzione peggiorativa. È una cosa che si svolgerà presso il circolo anziani del comune di Silea, quindi in mezzo alla gente, con la gente e per la gente. Quindi sarà anche un'occasione per incontrare i gruppi di cammino con cui collaboro da oltre 10 anni e i gruppi di lettura che analogamente diciamo, fanno parte di una proposta strutturata di prevenzione. Per i gruppi di cammino ci sarà l'associazione sportiva dilettantistica Strada Facendo, mentre invece i gruppi di lettura sono tenuti dall'associazione di volontariato Se la Luna. Quindi sarà un'occasione diciamo, per trovarci tutti, una cosa diciamo, molto friendly, molto simpatica e quindi invito tutti, non sono i familiari e anche i potenziali pazienti, di partecipare. Chiaramente poi se ci sarà bisogno di un approfondimento, il cittadino può rivolgersi a qualsiasi diciamo, specialista inerente ai disturbi cognitivi, a qualsiasi centro che desideri, insomma. Ecco. Saluto anche Franco Dani che è collegato con noi, Presidente Associazione Angeli della Notte di Treviso, Vicepresidente GAT, Gruppo Anziani Treviso. Buongiorno Presidente Dani, grazie di essere qui con noi. Allora ha sentito il dottor Gallucci l'importanza di fare prevenzione, di andare su questi centri, di capire ecco, l'importanza anche che se hai qualche dubbio sulla tua memoria, parliamo semplice perché i nostri diversamente giovani così capiscono bene, ecco di fare questi screening che sono fondamentali perché la prevenzione vuol dire stare bene, vuol dire prevenire. Cosa dice Presidente Dani? Allora, purtroppo mi sono collegato tardi per problemi tecnici. Abbiamo parlato di screening dell'Alzheimer visto che c'è la giornata mondiale. No. Allora, diciamo che lo screening è determinante, che bisogna coinvolgere gli anziani nella politica attiva, fare movimento, fare, come si dice, incontri. Altrimenti se l'anziano si isola è l'inizio dell'Alzheimer e della demenza senile. Per cui per fortuna tutti i nostri anziani degli Angeli della Notte sono super attivi, sono sempre impegnati, vedete che non la vedo, cerco di tirare, per cui siamo avanti un passo. Ma cosa ne pensa di queste giornate? Perché vede Dani, e lo dico anche a Gallucci, il problema è che dobbiamo fare squadra. Quando c'è un evento molto importante che riguarda la salute di tutta la comunità, è inutile cercare di fare ognuno la propria parte, bisogna unirsi, bisogna unire le forze, coinvolgere i familiari, io direi che sarebbe utile anche coinvolgere i nipoti, non sarebbe male, invece magari di fare passeggiate anche aggressive, di portare i loro nonni, che ha la fortuna di averli, a fare questi screening. C'è questa unione tra giovani e diversamente giovani. Lei come Presidente di Angeli della Notte cosa vede, Dani? Allora, diciamo che insegnano, chi fa un po' di università del volontariato, che la rete è la base di tutto, bisogna fare rete, collaborare sempre, coinvolgere tutti quanti e iniziare a coinvolgere anche i giovani è indispensabile, perché soprattutto cominciare da giovani, perché sono quelli che poi sono il nostro futuro, e io credo fortemente al coinvolgimento, credo fortemente alla partecipazione attiva di tutti, e più siamo meglio è ovviamente, e dico sempre che ognuno dà qualcosa, non è che i meno giovani, i diversamente giovani sanno tutto, diciamo anche noi abbiamo bisogno di imparare qualcosa di nuovo, rinnovarci, perché quello che va bene oggi, lo dico sempre, domani non va più bene. Per cui ascoltare tutti, coinvolgere tutti, il vecchio, quello che si è sempre fatto, bisogna cambiarlo, bisogna fare sempre innovare, partecipare. È facile dirlo, però bisogna che noi siamo noi i primi
a farci parte attiva e coinvolgere tutti, non solo i giovani, tutti. Ma allora il 21 settembre che c'è la giornata mondiale dell'Alzheimer, ecco, voi come GAT cosa farete? Parteciperete a questi scridi? Avete fatto promozione? Perché vogliamo anche capire, siete informati di quello che ci sarà nel territorio? Io collaboro sempre, ero anche ieri in una riunione in ospedale, venerdì ce n'è un'altra, sabato, io partecipo a tutte le riunioni, saranno riunioni dell'ospedale, i nostri volontari sono sempre aggiornati, informati, abbiamo il nostro gruppo anziani e mandiamo tutte le comunicazioni, tutte le riunioni che ci sono e il fatto è che noi ci crediamo, io ci credo fortemente perché noi ci siamo sempre a tutte le riunioni, ne ho altri 2 o 3 qua in nota, adesso non ho il foglio sotto mano e partecipo sempre a tutte perché non conosciamo mai abbastanza. E io sono ignorante, ho bisogno sempre di imparare cose nuove, di essere aggiornato, per cui io partecipo e le assicuro che i nostri volontari, che sono una cosa eccezionale, ma dico eccezionale no perché sono i nostri, perché sono una cosa eccezionale, perché lavorano con l'anima, ci mettono il cuore e io cerco di essere sempre aggiornato, ho fatto le varie camminate, le faccio quello che riesco, lo faccio sempre. Io ci sono sempre comunque in tutte le riunioni, che sia di Alzheimer, che sia di distrofia, che sia qualsiasi. Ho fatto anche quella l'altro giorno, che c'è una nostra collega, la Giuliana, che ha fatto quella con la footbike, no? Per cui noi partecipiamo un po' a tutto sempre. Il problema è che gli addetti ai lavori partecipano, Presidente, dobbiamo far partecipare non gli addetti ai lavori, ma quelli che sono a casa, che magari abbiamo anche i nomi, i cognomi, ma li conosciamo tramite amici, che magari non sanno dove andare o non hanno nessuno che li accompagni, perché sennò ci ritroviamo sempre a parlarci tra di noi, mentre il messaggio deve arrivare a quelli che non hanno supporto. Eppure abbiamo tantissime associazioni di volontariato che potrebbero supportare anche queste giornate, andando a prendere questi diversamente giovani a casa, portarli. Il problema è che non abbiamo i nomi perché nessuno ce li dà, questa è la verità. Poi arrivano le telefonate, sono solo aiutami Mirella. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi sentiamo il dottor Gallucci. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Purtroppo è il problema dell'anzianità, delle persone anziane. Non c'è mai non si manda in cerca di risolverlo sul serio, perché è vecchiaia, è brutta per tutti. Se siamo fortunati vivremo a essere vecchi, però purtroppo viene fuori tutto che ti vecchio e bisogna farlo anche con una certa filosofia da vecchio, di non faccio più quello che faccio prima, mi contento di quello che posso fare, buon cammino tanto un anno, vado in giro, mi viene intorno perché non voglio anche la macchina, non ho mai uno. Però mi diverto, mi cosa, quando ho una giornata che non mi pare, serio, testa, penso dove che giro, dove che sto sta, sui bei posti dove che sto sta, cioè gli altri, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo avuto dalla vita, lo avevamo tutto dentro il cervello, perché ti ricordi solo delle robe belle, non di quelle brutte. E ora andiamo avanti così, vedete tanta buona gente che va in cerca di aiutarli, però bisogna anche aiutarsi, autoaiutarsi, perché se ti tratti, è logico che tra 2 anni starò peso di adesso, ma con caro arrivare anche a 5 CIE, voglio dire, bisogna accontentarsi di quello che si vede. È logico che ti perdi, non so, io adesso cammino malamente, non faccio più tanta strada perché mi stanco, ma mi va bene lo stesso. Voglio dire, Mirella, gli altri puoi lasciare quello che ti vuoi, ma è il tuo corpo che non ti dà più niente. Adesso, che ti sei a fine della vita, ti dà in giro tutto quello che ti dà vuoi, e la vita adesso te la prendi, dai il conto, e non vedi niente da fare. Ti può andare medici, dottori, scherzi, quello che ti vuoi, ma più avanti che ti vai peggio c'è. Ma che è la vita che è così, bisogna farla in valse.
Grazie Rinaldo, grazie, molto chiare le tue parole. Io sono convinta invece. Grazie Rinaldo, che facendo prevenzione, parlando, si può migliorare tantissimo, ecco, la vita di ognuno di noi. Prego, dottor Gallucci, come commenta quello che abbiamo sentito sia dal presidente Dani che dalla telefonata? Sì, concordo pienamente. Bisogna affrontare, diciamo, l'invecchiamento cercando di perseguire un invecchiamento di successo e si riesce, diciamo, a farlo, comunque si può tentare con buon successo se si è cominciato ad avere una vita sana sin da giovani. Quindi evitare di fumare, evitare di assumere grosse quantità di alcolici, ovviamente evitare droghe, fare un'attività fisica continuativa, sani stili di vita, non eccedere nell'alimentazione, aderire alla dieta mediterranea, vedere le persone, socializzare, giustissimo quello che è stato detto, avere degli interessi, avere sempre qualcosa da fare, qualcosa che ci piaccia e che ci occupi quindi il tempo, che ci coinvolga piacevolmente. Questo è un po' il segreto molto semplice, insomma, di un invecchiamento di successo. È anche gratuito, perché il movimento lo puoi fare tranquillamente anche se non vai in palestra, basta fare delle belle passeggiate. Esatto. Perciò il movimento è fondamentale, non costa niente, basta che tu decida di farlo. Allora, vediamo anche la locandina che ha portato il dottor Gallucci per far capire, fai un tagliando alla tua memoria, che noi dobbiamo insistere su questo, dobbiamo cercare di coinvolgere la maggior parte delle persone anche che ascoltano questa mattina, anche per fare rete, per fare squadra. Se conoscete qualche anziano, magari diversamente giovane, andate a prenderlo voi, magari che avete più voglia di muovermi, perché io ho anche le sentinelle, sono molto strutturata, perciò accompagnateli in questi centri per fare questi test. Ricordiamo che il 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer, non è una cosa di poco, anche perché, dottor Gallucci, mi sembra che si sia abbassata l'età con questa malattia, cioè abbiamo anche persone giovani, diciamo, ecco, forse ereditaria. Com'è la situazione, dottor Gallucci? Ecco, noi sempre più frequentemente vediamo persone giovani, cioè con età inferiore ai 65 anni. È difficile stabilire con certezza perché. Sicuramente c'è un aumento della sensibilità da parte della popolazione, quindi dei cittadini, quindi di farsi vedere abbastanza precocemente, questo rispetto a 30 o 40 anni fa. Però ci sono anche dei fattori predisponenti che riguardano le persone appunto con meno di 65 anni e sono sicuramente un tratto genetico, quindi una certa familiarità, quindi una predisposizione ad ammalare di decadimento cognitivo, ma anche il traumatismo cranico, che è abbastanza purtroppo frequente nelle nostre strade molto trafficate, quindi con incidenti stradali, l'assunzione di droghe fatta in giovane età, insomma da ragazzi. Anche ansiolitici, dottor Gallucci, uno che prende... Ma tutti i farmaci, diciamo che il farmaco serve prenderlo quando è strettamente necessario, però bisogna stare attenti ed evitare un'assunzione, diciamo, al di fuori della prescrizione medica in senso stretto. Fai da te, diciamo. Esatto, bisogna mi sento agitato, prendo un ansiolitico. La interrompo perché sennò mi cade la linea, poi continuiamo, dottor Gallucci. Nadia da Treviso, ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo chiedere al dottor Gallucci, ho mio marito che ha iniziato nel 21 un po' di demenza, ma adesso ho notato in questi giorni, non so se è a causa del tempo o cosa, anche ieri sera, cambia di umore. Ieri mattina era limpido, ieri sera da litigare. Come devo comportarmi? Non so spiegarmi. Quando lui
perché ieri abbiamo litigato, ieri sera proprio un po' tanto. Devo lasciar perdere o devo continuare coi discorsi? E sto aspettando una visita geriatrica già da 5 mesi, non so se ce ne siano tante. Comunque il Covid ha portato a tante demenze, perché io, mia cognata, sorella di mio marito, 76 anni, mio marito ne ha 81, ma questo Covid ha portato tanta lontananza dalla gente. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao cara Nadia, mi fa piacere sentirti, sai che se hai bisogno ci siamo. Dottor Gallucci, come finiamo e come rispondiamo alla nostra Nadia? In pratica i disturbi del comportamento, i cambiamenti repentini di umore possono essere i sintomi iniziali di alcune forme di demenza, come per esempio la demenza frontotemporale, per cui è opportuno che il paziente sia valutato in un centro specialistico e quindi porre una diagnosi. Poi in base a quello si vede la terapia che si può adottare. E nel frattempo avere pazienza, evitare gli scontri diciamo più accesi e attuare una specie di sorveglianza, di amorevole sorveglianza insomma. Un'altra cosa, dottor Gallucci, molto importante da capire, che forse anche Nadia potrebbe fare anche questo screening in attesa di questa visita che dovrà fare, che sta aspettando da 5 mesi. Ecco, io consiglio, visto che anche il comune di Silea, lei la casa metà Treviso, metà Silea, Nadia, penso che forse se lo porti a fare questo screening non sarebbe male. Cosa dice, dottor Gallucci? Sì, diciamo lo screening è gratis, è aperto a tutta la cittadinanza, dura un quarto d'ora, 20 minuti, chiaramente non ha diciamo, la presunzione di essere un approfondimento specialistico appunto particolarmente approfondito per questioni di tempo, però comunque è un'indicazione abbastanza sufficiente per sapere se uno è cognitivamente integro oppure se c'è qualche problemino che comincia ad apparire in senso appunto negativo e peggiorativo. Contestualmente ai test fatti da 3 psicologhe, io poi misurerò la pressione arteriosa e farò un colloquio con queste persone e darò delle indicazioni di massima sugli stili di vita e su quello che è opportuno fare per prevenire un peggioramento ulteriore. Allora, sentiamo adesso invece il presidente Franco Dani, cos'è questa associazione Angeli della Notte di Treviso, cosa fate, dove vi trovate, quanti siete? Prego, presidente Dani. Allora, intanto diciamo che noi siamo angeli e gli angeli possono volare solo se rimangono abbracciati. Per quanto riguarda la memoria, io ho fatto una conferenza con il professor Trabucchi dove nel suo libro Aiutami a ricordare parla profondamente di cosa bisogna fare. Condivido al 100% ovviamente, che ne sa più di me, di quello che ha appena detto il professore. Noi nel nostro piccolo non è che ci riuniamo molto perché non ne abbiamo necessità come Angeli della Notte, però porto avanti il progetto della demenza nel gruppo Anziani Treviso, facendo quello che serve fare, organizzare riunioni, incontri, feste, in modo di coinvolgere più anziani possibile e renderli attivi. Quello che faccio notare anche con la Tessarolo, che bisogna coinvolgerli, andarli a stanare dalle case. Bisogna, e mi chiedo sempre, facciamo tante belle iniziative, tante belle cose, ma com'è che trasmettiamo alla gente di quello che viene fatto? Questo è il problema, perché se si fa molto, moltissimo e non si riesce a trasmetterlo alle persone è come se... Allora quello che io cerco di fare e il progetto che sto portando avanti, di cercare di tramite gli studi medici,
tramite le parrocchie, i comuni, di andare a coinvolgere a tutti gli anziani per far loro sapere le disponibilità, le occasioni e di quello che c'è e che si può avere per aiutarci a guarire la demenza. Perché nel libro Aiutami a ricordare è molto profondo e ti fa capire i problemi che abbiamo. Io ho cercato di capire anche qui con la parrocchia di Silea dove vivo. C'è un sacco di gente, è una statistica che dice che gente che non si sa nemmeno che esista, nel senso che vivono nelle case da soli, per cui io vorrei andare a contattarli tutti tramite i vari volontari che offro, dagli scout, dalle varie associazioni in noi, le varie associazioni del territorio. Dobbiamo andarli a trovare a casa, se loro. Il comune dovrebbe collaborare di più, darci un elenco delle persone che ci sono nel territorio e cercare un compromesso fra la privacy e l'esigenza delle persone. E bisogna assolutamente portarli alle feste. Se loro cominciano a venire diventa una droga, hanno loro voglia poi di partecipare, ma se noi li lasciamo soli saranno sempre più soli. Ma mi scusi Dani, noi è anni che lo diciamo questa cosa, non le sembra che sarebbe il momento di agire? Perché è inutile che facciano tanti tavoli di concertazione parlando anche di temi importanti se si trovano sempre tra di loro i soliti noti e non riescono, come dice lei, a capire l'importanza di avere i nomi, i cognomi, gli indirizzi per andare a trovare queste persone. In fin dei conti, ecco, si vanno a trovare per fargli fare una vita migliore. Io tutte le mattine persone che chiamano dicendo sono sola a casa, non ho nessuno che mi ascolta, non ho nessuno che mi aiuta e ho bisogno magari di fare la spesa, di qualche medicina, abito al terzo piano, non ho l'ascensore. Non le sembra che forse questi servizi sociali dovrebbero, invece di parlare a loro, tra di loro, dovrebbero rivolgersi più al mondo del volontariato e iniziare a fare degli elenchi? Perché io sarei anche stanca, sono anni che lo diciamo, ma vedo che anche lei, Presidente Dani, lo sta dicendo. Ecco, lo sta dicendo, ma ancora questi... Prego, questi numeri non li abbiamo, Dani, inutile che ce la giriamo. Sono da solo, stiamo mettendo in piedi un progetto assieme al CSV, dove tutte le associazioni del territorio chiediamo la loro collaborazione e tutti possiamo fare qualcosa, tutti devono... cioè il progetto che ho in testa è quello di prevedere un numero, un call, tipo quello che c'è adesso per chi ha bisogno di trasporti, in modo che se uno ha qualsiasi necessità, perché uno ha necessità di cambiare una lampadina, l'anziano non sa nemmeno come fare, deve fare una stupidaggine, allora voglio, assieme al CSV, creare un punto, quello che adesso è il progetto Stacco, allargarlo a tutte le attività, in modo che se uno ha bisogno di qualsiasi cosa chiama il numero del Stacco e Stacco chiama un volontario, una delle associazioni che aderirà a questo progetto e manda nella casa una persona a fare quello che serve. Speriamo che parta, perché è anni che lo diciamo, sa Presidente Dani, non è che lei si è inventato l'acqua calda, giustamente dice queste sono le cose che dovrebbero fare, sono anche cose che dovrebbero pensare i servizi sociali, non di sicuro noi, perché loro hanno questa potenzialità, che hanno nome, cognome, le persone che hanno bisogno di essere curate, di essere aiutate, supportate nel momento anche che vengono dimessi dagli ospedali specialmente, però ancora se ne parla ma non si fa. Detto questo andiamo in pubblicità. Abbiamo Carmela da Bassano in linea, ciao Carmela. Ciao Milena, niente, io vorrei sapere, quello parlare di Areto che mi è più comodo. Sono da sola e il mio ragazzo mi dice sempre mamma va a fare ginnastica, ma siccome mi occupo tanto, ho tanti fiori, ho un orto, ho il cane e ho tante cose da fare. Io dico sempre che ho tanti lavori da fare che non ho tempo per fare ginnastica. Penso che lavorare il giardino, lavorare i fiori, faccio già ginnastica, è vero, oppure bisogna proprio fare la ginnastica?
Carmela, volevo farti una domanda, poi il dottor Gallucci ti risponde. Ma oltre a fare questo, ti piacerebbe uscire, incontrare altre persone diversamente giovani? Se c'è qualche manifestazione che magari vengono a casa a prenderti, a portarti, ti farebbe piacere? No, ma io guido ancora la macchina, ho 86 anni. Ma vado a farmi la spesa poche volte perché tante volte va il mio figlio, ma io ho l'orto, ho i fiori, ho il cane, ho da guardare la casa, fare un po' da mangiare. Mi sento attiva, sì, nonostante ho avuto tanti interventi di tumore, mestieri, però ho sempre reagito con il lavoro fuori nel giardino per i fiori, a me mi hanno dato vita. Ho capito, ma oltre a questa quotidianità, Carmela, oltre a questo che fai che è tanto e complimenti, ti piacerebbe incontrare altre persone, vivere altri momenti di aggregazione? No, perché abito anche vicino a una via che passa la gente, mi vede fuori, mi chiama, me basta quello che ho, se è più che sufficiente, i miei cani, i casi, i miei fiori, i miei gatti. Allora, dottor Gallucci, cosa rispondiamo alla nostra Carmela da Bassano? Grazie Carmela. Rispondiamo che fare giardinaggio, avere anche un animale domestico va molto bene. Ok, perché sono momenti di coinvolgimento, di fare le cose, il giardinaggio comporta anche una certa attività fisica. Però quando si va in palestra, si aderisce a un corso di ginnastica dolce, si aderisce a qualcosa di strutturato che è pensato apposta per i partecipanti non più giovanissimi, ed è qualcosa, diciamo, tra virgolette, più intensivo del potare le piante e coltivare i fiori, qualcosa di più, diciamo, dedicato e più anche intenso, ecco. E quindi in più dà anche la possibilità di conoscere persone nuove, iniziare delle conoscenze che poi possono essere coltivate anche al di fuori del posto della palestra in senso stretto. Allora spieghiamo, rivediamo la locandina perché sarà un percorso molto importante, dottor Gallucci. Ecco, non ci sarà un'attesa, se qualcuno però chiama, allora spieghiamo bene come sarà questo percorso del 21 settembre con questo screening a Monastier. Prego. Allora, il 21 settembre questo screening avrà luogo di mattina, dalle 9 alle 13, per far sì che le persone non debbano attendere il proprio turno per essere sottoposti a questi piccoli e semplici test. È possibile una preiscrizione telefonando al numero 0422 89 65 45. Ripetiamo, dottore. 0422 Piano. 89 65 45 ed è presente il numero anche nella locandina. Per chi usa un smartphone è anche possibile inquadrare il quadratino con i puntini che voi trovate, il QR code, e ci si può iscrivere anche in questa modalità. Verrà data un orario nell'ambito della mattinata, per cui la persona arriva all'orario che gli è stato assegnato e quindi non attende nulla, non perde tempo e si fa i suoi test e poi se ne può andare via tranquillamente. Questo per facilitare e evitare diciamo delle code. È anche possibile, volendo, andare direttamente e diciamo poi la persona verrà valutata nel momento in cui sarà poi possibile. Però suggerirei perlomeno di utilizzare questo semplice numero di telefono relativo appunto all'ospedale di Monastier. Dottor Gallucci, Nadia diceva prima che il Covid, questo problema che abbiamo avuto per diversi mesi, ha allontanato molto, ha fatto sì che la gente non socializzi più. Secondo lei è vero o siamo noi che facciamo fatica a socializzare, siamo diventati chiusi, non conosciamo neppure il vicino del pianerottolo dove viviamo? Cioè non è che sia proprio tutto, perché è facile passare sempre il cerino al Covid, tutta colpa del Covid. Non è che siamo proprio noi che siamo diventati più chiusi?
Sicuramente l'epoca della pandemia di necessità ha costretto le persone a restrizioni che erano necessarie in quel particolare momento, insomma. Però diciamo che l'emergenza è finita e quindi le persone hanno tutta la possibilità di uscire, incontrarsi e avere degli incontri diciamo faccia a faccia con altre persone. Anche diciamo l'uso dei collegamenti online probabilmente anche aumentato rispetto al passato, in forza appunto dell'esperienza che si faceva di necessità durante il Covid, però è anche bello, anche a livello lavorativo, incontrarsi di persona e vedersi insomma attorno a un tavolo. Allora adesso direi di andare a vedere, visto che parliamo di Diversamente Giovani, questa Diversamente Giovane, andiamo a Padova, disorientata in montagna. Vi ricordate quante scomparse, poi molti non sono neppure più riusciti a trovare i loro cari perché si sono allontanati e poi hanno perso la via di casa e non c'è stato verso. Andiamo a vedere questo servizio. Confusa, affannata, spaventata, l'anziana signora che camminava in piena notte in una strada poco lontana dal centro di Montagnana non è passata inosservata agli automobilisti che hanno avvisato i carabinieri di Este. Quando i militari sono arrivati hanno trovato un ottantenne del posto intenta a percorrere via Trento in ciabatte. L'anziana era disorientata e agitata e per i carabinieri non è stato semplice identificarla, vista che era senza documenti. I militari l'hanno dunque tranquillizzata, così da comprendere la situazione. La signora ha raccontato di essere uscita di casa perché si era ricordata di avere un appuntamento in banca. Convinta di averlo saltato, stava cercando di raggiungere la sede dell'istituto di credito in centro a Montagnana. Rincuorata e accompagnata dai carabinieri ha fatto rientro a casa, chiedendo addirittura scusa per il disturbo. Allora io chiederei al Presidente Dani, ecco, che non sarebbe il caso proprio di coinvolgere anche i parenti, soprattutto perché se tu hai in casa un familiare che anche dà segnali che c'è questa una demenza cognitiva, ci sono degli oggetti, fortunatamente la tecnologia ha fatto passi da gigante di più, che tu puoi mettere al polso, puoi cercare anche di capire se questa persona esce dov'è, perché non si fa molto poco, c'è pochissima informazione, non sono neppure prezzi eccessivi. Ecco, come mai, Presidente, c'è poca informazione anche su quello che potrebbe fare con la prevenzione questo oggetto? Allora, noi abbiamo fatto una ricerca, su questo c'è il modo di mettere addirittura degli apparecchi anche in casa, dove il figlio che è lontano monitora il genitore se ha problemi. C'è un problema di fondo che vorrei sviscerare, è che i vecchi presidenti di tutte le associazioni non mollano la carega. Allora, qual è il problema? Che si fa fatica a fare rete perché tutti, se fanno rete, perdono la loro posizione. A differenza degli Angeli della Notte, dove avevamo il nostro fondatore lungimirante, che ha pensato bene di lasciare il posto a me, io ho già individuato una persona che mi sta seguendo, perché o si crea il cambiamento o rimaniamo imbecilliti e attaccati al posto. Allora, per fare tutte le innovazioni che le dicevo prima, bisogna, open your mind, dicono, accettare di rinunciare alla carega, perché se vogliamo fare i presidenti a vita continueremo a lavorare da soli. Fare rete vuol dire che se siamo 10 associazioni che fanno rete, uno avrà l'incarico e gli altri possono lavorare. Il volontario ha lavoro finché vuole, può lavorare anche di notte. Bisogna accettare di fare rete e di rinunciare a fare il presidente, soprattutto se si ha una mentalità presa da vecchio. Io mi sono fatto l'università del volontariato per imparare a gestire, mi sono fatto un short master, quello che so non è roba mia, lo dico sempre, l'ho avuto in prestito per lasciarlo agli altri. O cambiamo mentalità, modus operandi, o se no rimarremo sempre bloccati. Ecco che le cose non vanno avanti perché siamo noi arroccati nella nostra posizione.
Allora, la ringrazio Presidente Danni di dire quello che dice la Mirella da anni, ma come le ho detto prima non andiamo da nessuna parte perché nessuno vuole mollare, come ha detto lei, la Carega. Siccome la Carega sfrutta visibilità, ecco, ti fa partecipare, non fai partecipare a eventi che per te sono importanti, ti senti il numero uno, non andiamo da nessuna parte. Ma a me starebbe anche bene se il Presidente è attivo, fa le cose, che rimanga là. Il problema è che non deve rimanere là per la propria visibilità, e quello è il problema, Presidente, è perché se uno fa come sta dicendo lei va benissimo. Qual è il problema? Il problema è che abbiamo Presidente da anni che hanno pensato solo alla loro Carega, come dice lei, e non si va da nessuna parte. Ma è il discorso che dicevo, e lo dico anche al dottor Gallucci, che siamo il paese dei campanili, chi ha il campanile più alto, chi ha il campanile medio, chi ha il campanile, però ognuno col proprio campanile. Guai a entrare in quel campanile, guai a entrare in quel, l'ho visto anche ieri a Sport Senza Barriere, all'ippodromo di Treviso, che vi farò vedere, una marea di gente, tantissime associazioni, però all'interno c'erano quelli che venivano a vedere per copiare, invece di fare squadra, come dice lei Presidente, e di stare tutti assieme, venivano là per copiare, per vedere se riuscivano ad avere anche loro, portandolo da un'altra parte, le stesse cose che abbiamo fatto là. Perché? È perché là non le ho fatte io, le ha fatte il Presidente dell'ippodromo, le ha fatte la Mirella, perciò non sono io, perciò devo copiare, poi vado da un'altra parte. Ma non andiamo da nessuna parte in questa maniera, Presidente, glielo dico io, non andiamo da nessuna parte. Adesso sono tutti in campagna elettorale, perciò rendetevi conto dove navighiamo noi come volontari, come dobbiamo navigare, perché veramente in questo momento il volontariato è molto importante, lo sport è molto importante. Fino all'altro giorno non te vedevi nessuno, adesso tutti che fa sport, tutti che fanno le stesse cose, alla fine, finita la giornata, ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Fino al prossimo anno non se ne parla più. Cosa dice Dani? Io dico che io da Presidente mi sto già facendo da parte, come sto facendo anche al GAT, dove non ho voluto fare il Presidente ma il Vicepresidente, perché io devo dare un supporto, mettere a disposizione le mie conoscenze ai nuovi Presidenti, a chi ha voglia di lavorare. È inutile che io voglia fare il Presidente, io devo fare il supporto al Presidente. O noi accettiamo che è importantissimo, forse più del Presidente, fare il supporto, o se no non si va da nessuna parte. Io al mio posto ci tengo all'associazione, cioè se io ci tenessi al posto non lascerei spazio. Io ci tengo moltissimo alla mia associazione, che è semplicemente la migliore, per cui io lascio posto agli altri e continuerò a dare un supporto agli altri perché possono lavorare meglio. Metto a disposizione le mie conoscenze e la mia esperienza, però bisogna far lavorare gli altri. Se vogliamo farlo sempre noi, continueremo a stare fermi. Quando noi abbiamo mal di pancia o non siamo più in grado, l'associazione crolla. E allora? Però vede, l'ha detto anche lei, che chi dovrebbe mollare perché per molti anni non ha dato i frutti che si sperava, il problema è far capire a queste persone che dovrebbero lasciare la Carega. Ma pensati se questi ecco, mi sembra con le associazioni come abbiamo visto i consorzi, e c'è il Presidente che non conta niente, conta il direttore. Il Presidente è diventato una figura emblematica. Le abbiamo già sperimentate queste cose, Dani, andiamo avanti e cerchiamo di fare il bene delle associazioni facendo rete tra di noi. Allora, dottor Gallucci, cosa dice, ecco, invece di questo sistema che poi giustamente, come dice Dani, dobbiamo coinvolgere? Io sono convinta che dobbiamo coinvolgere i giovani, i giovani veramente che devono partecipare, non solo andandoli a trovare nella scuola, ma portarli anche nelle sedi, ad esempio anche negli ospedali, a fare dei convegni, delle tavole rotonde con loro protagonisti, naturalmente accompagnati anche da persone esperte come lei, però sentire anche loro cosa dicono, perché anche loro diventeranno diversamente giovani. Basta aspettare, non è che... E perciò forse coinvolgerli anche in questi, ecco, anche in questi veramente importanti convegni che fate. Io sono dell'idea che non sarebbe male, ma siccome non vengono bisogna andarli a prendere per mano. E dove li vai a prendere? A scuola. Allora, se noi abbiamo dirigenti scolastici che capiscono l'importanza di questi convegni, di farli partecipare, visto che loro vogliono essere protagonisti, forse non sarebbe male, sentiremo anche da loro cosa avrebbero piacere di fare, di avere un domani che diventeranno diversamente giovani. Cosa dice, dottor Gallucci?
Beh, sicuramente i giovani sono una risorsa, perché sono i cittadini adulti e poi gli anziani anche di domani. E quindi il coinvolgimento dei giovani è fondamentale. I giovani possono fare molto, possono essere anche un utile ausilio per il nonno o la nonna che magari sono rimasti soli e quindi hanno delle necessità. E in particolare, in riferimento al discorso fatto in precedenza, vi volevo suggerire che la persona con qualche difficoltà di memoria non andrebbe lasciata sola, soprattutto poi se esce di casa, andrebbe accompagnata e quindi vigilata. E mi riferisco a quelli che si perdono per strada e anche a quelli magari che si perdono in montagna. Anche un, diciamo, escursionista di lunga data, esperto, se comincia a avere qualche difficoltà cognitiva potrebbe perdersi in montagna. Quindi è buona norma per tutti, ma anche per chi è cognitivamente integro, in montagna andare sempre accompagnati, mai da soli, perché la montagna è una cosa delicata e piena anche di insidie. Però, dottor Gallucci, è anche vero, come dicevo prima, insisto su questo, che possiamo prevenire anche mettendo questi oggetti che ci sono. Ma come mai non si fanno queste cose? Cioè io no, veramente, guardate, non riesco a capire, visto l'importanza di quello che sto dicendo, perché queste persone sono pericolose per se stesse e per gli altri. È quello il problema, perché se attraversano la strada, se veramente sono delle situazioni, oppure vanno a fare una passeggiata in montagna, vedete cosa dopo si deve impiegare per cercare di trovarli. Ecco, ma è mai possibile che non si possa mettere un qualcosa, anche voi, cercare anche di informare su questo? Perché guardate che non c'è abbastanza informazione su quello, anche che la tecnologia, ecco, io inviterò anche la prossima volta anche qualcuno a far vedere questi oggetti, perché io lo trovo sconvolgente veramente che questi familiari non si rendano conto che c'è questo problema, visto che io magari per motivi di lavoro non posso sempre sorvegliare questa persona, a mettere a disposizione sì all'interno della casa, ma quando esce, se questo esce, cosa faccio? Dove vado a trovarlo? Prego, dottor Gallucci. Sì, quello del braccialetto è una proposta che più volte è stata, diciamo, enunciata e poi poche volte poi ha trovato una realizzazione pratica. Cosa sarebbe questo braccialetto? Spieghiamo, dottor Gallucci. Esistono dei device, quindi qualcosa di indossabile che può essere rilevato a distanza. E diciamo che i punti fondamentali perché la cosa funzioni sono: uno, che l'apparecchiatura sia efficiente, quindi all'altezza del compito che è chiamata a svolgere, che i costi siano contenuti, perché parliamo, diciamo, di persone anziane che spesso non sono certo abbienti, oppure di entità pubbliche, di enti pubblici che se ne assumano l'onere, diciamo, del costo. Visto che fanno i fuochi d'artificio, magari si può fare poi anche questo. Ci sono anche dei problemi tecnici, nel senso che se l'anziano entra in un sottopasso non lo si vede già più, oppure entra in un tunnel, già non è più rilevabile. Questa era una di quelle osservazioni che erano state sollevate anni fa. Può uscire anche da sto tunnel, non so, che stare sotto il tunnel, sotto il ponte, può anche uscire, cioè, può certo, anche uscire, può cioè, anche e uscire. rilevarlo, cioè, Può no, anche veramente. Ecco. Ma no, veramente, guarda, è una cosa pensa che domande utile. hanno fatto, ma se va sotto il ponte, no, ma se esci di casa e non va niente dovrebbero fare la domanda, no, se va sotto il ponte o sotto il tunnel e non si rileva. Ma capite le domande? Avete sentito cosa ha detto il dottor Gallucci? Vabbè, va avanti così, il mondo è così, non c'è niente da fare, eppure abbiamo le possibilità per aiutare queste persone, sono delle persone fantastiche che noi veramente dobbiamo supportare. Come ci saluta Dani? Cosa vuole dire? Dico che insieme si va lontano e da soli si va veloci. Bisogna andare assieme, collaborare, coinvolgere, intanto crederci sempre, non mollare mai. Io nel mio piccolo, io sono fortunato perché sono in un'associazione che è la migliore in assoluto, per cui vado a gonfie vele. Diciamo che
quando recupero una persona, quando recupero un anziano, quando coinvolgo una persona in più, per me è una festa. Non parto con la pretesa di averli tutti quanti che partecipano, che seguono, però uno alla volta lentamente, e si riesce a arrivare al traguardo. Crederci fino alla fine. Grazie a Franco Dani, Presidente Associazione Angeli della Notte di Treviso, Vicepresidente GAT, Gruppo Anziani Treviso, di essere stato con noi. Come ci saluta, dottor Gallucci? Ma io saluto... Rivediamo la locandina, perché è una cosa importante del 21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer. Guardate che è una giornata importantissima, visto quello che sta accadendo, succedendo. Informatevi, andatevi, fatevi accompagnare, chiamate la Mirella che vi darà dei numeri, ma partecipate a questi importanti convegni, ma soprattutto anche la possibilità di capire la vostra, ecco, realtà della memoria, diciamo così, capiscono bene a casa come presa. Ecco, se vedi che è qualcosa, meglio che andai a fare un test. Meglio farlo per niente che farlo per non farlo. Prego, dottor Gallucci. Sì, io ricordo questa giornata importante e soprattutto il taglio molto pratico che abbiamo voluto dare a questo evento per celebrare la giornata mondiale dell'Alzheimer. Quindi non il classico convegno, ma bensì qualcosa di aperto a tutti, in mezzo ai cittadini, con i cittadini e per i cittadini. Voglio anche ringraziare il dottor Geretto, responsabile della comunicazione del presidio ospedaliero di Monastier, con il quale ho realizzato questo evento, e anche le psicologhe che parteciperanno per l'effettuazione dei test, la dottoressa Cagliari, Focella e Zorzi, che con molto entusiasmo hanno aderito a questa, diciamo, iniziativa. Quindi troviamoci il 21 tutti quanti con allegria e simpatia nel confrontarci, nel valutare eventuali difficoltà cognitive per porvi poi rimedio. Grazie al dottor Maurizio Gallucci, responsabile Centro per la Memoria e Presidio Ospedaliero Giovanni XXIII di Monastier di Treviso. Grazie ancora, pubblicità. Grazie per l'invito. Grazie. Vi presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Renzo Trevisin, Presidente regionale Federazioni Agronomi e Dottori Forestali del Veneto. Grazie di essere qui, Trevisin, perché parleremo di tante cose, ambiente, verde, alberi, di tutto e di più. E abbiamo anche collegato da Battaglia Terme Franco Secchieri, geologo e glaciologo. Grazie anche a lei, dottor Secchieri, di essere qui per capire dove stiamo andando a parare, dove qualcuno vuole andare a parare, nonostante, ecco, le vostre ripetute richieste di accelerare quello che è l'attenzione al clima, alla fragilità del territorio. Ecco, noi non sappiamo, eppure le grida di aiuto, ecco, dagli esperti ai lavori sono da anni che le danno, ma si vede che qualcuno ha bisogno di un apparecchio acustico perché sente ma non ascolta, o ascolta ma non sente, c'è qualcosa che non torna, però funziona così, ma noi ne parleremo. Allora inizierei proprio da lei, dottor Secchieri. Ecco, come geologo e glaciologo abbiamo visto questa neve che non c'è, questo ghiaccio che si scioglie, questi ghiacciai che stiamo perdendo. Com'è la situazione, dottor Secchieri? Io questo lavoro lo faccio da parecchi anni grazie alle mie caratteristiche anagrafiche, nel senso dell'età, per cui seguo i ghiacciai fin quando ero studente all'Università di Padova, e come membro del Comitato Glaciologico e altre cose. E perciò sono 30 anni, più di 30 anni che ho lanciato l'allarme, nel senso che questi cambiamenti climatici in atto erano già percettibili, perché i ghiacciai sono degli elementi naturali che ci parlano del clima sia del passato che del presente. Quindi studiare i ghiacciai, conoscerli, misurarli, come sta facendo il Comitato Glaciologico e altre organizzazioni come la SAT, eccetera, è importantissimo, perché i ghiacciai non sono relegati sulle cime delle montagne, ma c'è una vena che si chiama il fiume, che dalle montagne porta l'acqua giù alla pianura, e quindi anche noi della pianura siamo direttamente coinvolti da questi cambiamenti
che stanno avvenendo sulla cima, nelle fasce più elevate del territorio dove ci sono appunto le masse gelate. Questa è la situazione adesso, è drammatica, nel senso che da parecchi anni ormai, da pochi anni, la situazione sta peggiorando molto velocemente, e anche se sono venuti quei metri di neve in tarda primavera, guardavo adesso anche le webcam, perché io seguo, fanno parte del mio lavoro, guardare in giro per le montagne com'è la situazione. La nevicata recente però se ne sta già andando via, quindi stiamo a vedere, perché il futuro del clima è difficile da prevedere. Allora, guardiamo anche le immagini che ha mandato il dottor Secchieri, queste immagini che fanno capire l'importanza di questi ghiacciai, però io quello che non riesco a capire, dottor Secchieri, è che voi l'avete detto, perché non ascoltano come si dovrebbe ascoltare? Perché veramente, cioè, stiamo parlando di una cosa che coinvolge tutti, sono genitori, sono nonni, hanno bambini, nipoti, ragazzi, figli. Possibile che non interessi, ecco, di capire l'importanza, ecco, di investire su quello che voi state dicendo, ecco, fare prevenzione? Cosa dice il dottor Secchieri? Guardate che belle immagini ci ha mandato, anche se vediamo purtroppo zero neve. Prego, dottor Secchieri. Ma vede, io il discorso del farsi ascoltare è difficile, perché per molti anche politici soprattutto, le montagne sono una cosa distante e che evidentemente non ha rilevanza nell'attività politica che si sta facendo. Queste immagini, tra l'altro, che state mostrando, vi ringrazio, sono prese dal mio lavoro che io annualmente faccio, tra le altre cose appunto il sorvolo delle montagne, soprattutto nell'ambito dolomitico, dove sono specializzato, ho scritto anche 2 libri a riguardo, ma anche in Alto Adige. Queste immagini servono per avere una immagine visiva, diciamo, del cambiamento. Purtroppo devo dire che ad esempio la Regione Veneto è l'unica regione che ultimamente, senza fare riferimenti precisi, comunque non ha nessun interesse per quanto riguarda questo aspetto. Eppure è importante, perché il ghiacciaio di per sé è come dicevo prima, una immagine emblematica della situazione climatica. Quindi adesso non voglio entrare nelle polemiche, chi ci crede, i negazionismi, o no, sta di fatto che quello che sta avvenendo adesso per i ghiacciai, qua vedete la Marmolada che è l'emblema, no? Ormai è diventato l'emblema, perché tutti se ne occupano. Adesso se voi andate nei social ci sono milioni di glaciologi che sanno tutto e di tutti. Anche recentemente, qualche giorno fa, c'è stata una carovana dei ghiacciai di un'organizzazione molto nota che è andata a rilevare, a guardare queste immagini. Però sta di fatto che adesso se ne parla tanto, però cosa si può fare? È anche difficile dire che cosa si può fare. Certamente noi contribuiamo con le nostre emissioni a questi cambiamenti, però la scienza, diciamo, sta cercando di dare delle risposte il più precise possibili, fin dove è possibile arrivare, perché ci sono anche delle altre componenti che influiscono sul clima, che non sono solamente l'anidride carbonica o le emissioni in atmosfera. La ringrazio, dottor Secchieri, soprattutto per avere il coraggio di dire quello che è. La Regione Veneto non fa quello che dovrebbe fare, non sente, perché bisogna iniziare anche a parlarne, perché stare zitti non è che facciamo il bene. Noi cerchiamo di dare un'informazione corretta su quello che sta succedendo, poi ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Ma ha ragione di dire questo, perché io ho trovato un assessore regionale che alla mia domanda come mai i ragazzi vanno all'estero così tanti, mi ha detto: non mi risulta che ci siano tutti questi ragazzi che vanno all'estero. Capite
capisce, dottor Secchieri, che bisogna iniziare anche a parlare di questi personaggi, perché i numeri sono questi, però siccome che loro danno sempre i loro numeri e noi veramente non abbiamo la forza di contraddirli, perché parlano, non hanno mai un contraddittorio, parlano da soli. Infatti ieri ho avuto un assessore che mi ha detto, visto che ho fatto questa importante manifestazione all'ippodromo di Treviso, se mi inviti vengo da solo, non voglio nessun altro, ecco, perciò devo essere da solo. Beh, perfetto, stai a casa, vai da un'altra parte, problemi zero, non c'è nessun problema. Capisce che il contraddittorio li metti in imbarazzo, ecco, perché loro parlano e nessuno dice niente, tutti ascoltano e ognuno dà la sua versione. Allora, Trevisin, queste parole sono drammatiche del dottor Secchieri, abbiamo visto le immagini drammatiche, ho visto che tu sei rimasto a bocca aperta, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, perciò mi permetto di dare del tu al presidente Trevisin, perché veramente invece sono immagini che dovrebbero far riflettere, perché nella stanza dei bottoni è là che ce la giochiamo, inutile, noi cosa possiamo fare? Stare attenti qua, poi vietano alla persona, e lo dico sempre all'anziana, di dare da bere i fiori, poi fanno i palazzi con la piscina all'ultimo piano e un'altra piscina, perché hanno 3 bagni, una piscina anche all'interno degli attici a 5 stelle. Ecco, però questo è il messaggio, non dare da bere, non sprecare, non lavarti molto, funziona così. Prego, presidente Trevisin. Beh, intanto mi collego a quanto ho detto poc'anzi, no? Perché quelle immagini sono emblematiche, io le vedo dal basso, cioè nel senso che le vedo da dentro il bosco e guardo comunque le montagne e vedo i ghiacciai e vedo i torrenti, quanta acqua portano o non portano. E sicuramente i cambiamenti climatici stanno dando una mazzata anche ai boschi, non solo ai ghiacciai, perché Vaia, va bene, ormai la conosciamo tutti cosa ha prodotto, ma in questi ultimi 2 o 3 anni i cambiamenti climatici stanno mettendo in crisi interi boschi di abete rosso che sono attaccati dal bostrico, e quindi su questo qua sicuramente non abbiamo una ricetta, però intervenire per ridurre quelli che sono gli impatti delle attività sui cambiamenti, le emissioni di CO2, ma anche le attività nostre quotidiane, insomma, quindi sostenere quella che è l'evoluzione anche di un'industria verso impatti meno forti sui cambiamenti climatici, direi che è una delle cose da mettere in campo. L'Europa sta già spingendo in questa direzione, l'Italia sta tirando il freno a mano su questi a livello nazionale, su questi possibili interventi, e quindi qui rischiamo veramente che quelli che sono gli obiettivi di ridurre la CO2 ma anche gli altri gas serra che dovrebbero essere ridotti entro il 2030 del 50% e poi più avanti, per arrivare al 2050 in cui restiamo con la temperatura che non deve superare 1,5 gradi, perché altrimenti quei ghiacciai non li vedremo mai più. Quei ghiacciai che ha fatto vedere prima, quel poco che è rimasto, non li vedremo mai più, perché se si alza lo zero termico, e quindi siamo in questa direzione qua. Allora, un'altra cosa importante, Trevisin, c'è questa disputa cosa pianto, cosa non pianto. Abbiamo visto nel viale Cesare Battisti a Treviso, ecco, questi pini marittimi tagliati nella disperazione di molti, altri hanno detto finalmente era ora. Il problema è capire adesso cosa piantare. Io ho sentito il vice sindaco che ha detto la sovrintendenza vorrebbe piantare delle cose, noi siamo per piantarne altre, cercheremo di trovare una soluzione, perché per noi è importante piantare i lecci al posto del pino marittimo. E il sindaco, tempo fa, il sindaco Conte invece ha detto piantiamo le querce, belle querce grandi. Alla fine non si capisce anche chi avrà ragione e cosa, la sovrintendenza che si oppone perché non vuole questi alberi lecci che invece il vice sindaco dicono sono sempre verdi, assorbono e mandano ossigeno. Cosa dice Trevisin? No, perché anche qua cioè, se la sovrintendenza dice che i lecci si sbagliano, qualcosa non torna. Prego. Allora, non conosco nel dettaglio il progetto se non con le notizie giornalistiche che abbiamo letto tutti quanti, no? Allora io dico come professionista del settore del verde che dobbiamo lasciare fare le scelte a chi conosce la materia, no? Perché i cambiamenti climatici da una parte
e le esigenze, anche se vogliamo paesaggistiche dall'altra, devono essere coniugate, ma devono essere coniugate con scienza e tecnica, non con la scelta del politico di turno, no? Cioè chi ha progettato avrà pure avuto nel suo team di progettazione un competente nel settore del verde o hanno dato alla progettazione lasciando nel limbo la scelta della specie, cioè è come se lei progettasse una casa e poi dice il tetto lo farò, forse lo farò in legno, forse lo farò in betonella, forse lo farò con scandole di larice come fanno in montagna, cioè non può non esserci una scelta di un tecnico su queste cose, perché rischiamo di andare a piantare delle piante che sia rispetto ai cambiamenti climatici, sia rispetto alle esigenze ambientali di quel contesto urbano che è, e un domani falliscono nella loro riuscita, nella loro efficacia. Ecco, quindi dico, lasciamo fare ai tecnici le scelte, tecnici che non vuol dire soltanto tecnico del verde, vuol dire anche il tecnico del paesaggio, per andare a coniugare quelle che sono le esigenze di ogni singolo progetto. Su questo dobbiamo far lavorare i nostri politici, che lasciano a chi è competente le scelte. Lo dico anche da ex amministratore, io faccio sempre fare scelte ai tecnici, insomma, perché loro si devono assumere delle responsabilità avendo scienza e conoscenza, no, alle spalle. E anche coscienza su quello che verrà, visto che poi siamo noi che paghiamo alla fine sempre tutto, visto che sono anche soldi nostri, sarebbe anche utile impiegarli nella maniera migliore. Allora, dottor Secchieri, io vorrei parlare anche dei giovani, ecco, questi giovani che sono gli unici che scendono nelle piazze, che ci mettono la faccia proprio per l'ambiente, perché vogliono un ambiente migliore. Ecco, come vede lei questi giovani? C'è abbastanza attenzione? Ecco, sono anche molto criticati a volte perché fanno dei gesti estremi, ma sono delle grida di aiuto, alla fine poi non fanno male a nessuno, perché poi puliscono, pagano anche se creano il danno, ma soprattutto, ecco, c'è qualcuno che non ascolta, invece dovrebbero essere ascoltati. Stiamo parlando di clima, stiamo parlando, come si vedeva prima, questi ghiacciai che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere, con questo ghiaccio meraviglioso, con dei colori incredibili, e loro non vedranno più, non c'è niente da fare. Cosa dice, dottor Secchieri? Ecco, come vede lei, i giovani e l'ambiente stanno facendo abbastanza, sono ascoltati abbastanza, oppure il business ha operato quella che è anche l'etica, la morale che ogni politico dovrebbe avere per ascoltare anche questi ragazzi? Alla fine l'ambiente è anche loro. Ma io adesso vorrei evitare delle polemiche, perché ci vivo sempre in mezzo, occupandomi di un particolare aspetto ambientale che sono appunto i ghiacciai e quello che è ad essi collegato. Da una parte c'è chi nega tutto, dall'altra parte c'è chi sostiene anche in maniera forse eccessiva la responsabilità delle cose o altre. Certamente è importante che i giovani attraverso qualsiasi strumento essi possano usare, dalla protesta all'approfondimento, alla ricerca eccetera, vengano a conoscenza di queste realtà. E purtroppo mi pare che una cosa di questo genere sia poco conosciuta, perché chi va a dire e dove va a parlare ai giovani dei ghiacciai? Bisognerebbe ad esempio, ecco, nelle scuole inserire un argomento di questo genere che tratta del clima e della sua salvaguardia, perché tenete presente che i ghiacciai sono emblematici. Scusatemi, ovviamente io sono fissato su questo discorso, però ecco, queste sono immagini della Marmolada. Ad esempio mi riferisco alla Marmolada, a quello che sta succedendo adesso. Se andate a vedere, adesso che va via la neve, ci sono delle strisce bianche che non sono neve, sono dei teloni che sono stati messi sopra per cercare di salvaguardare le piste da sci, ma abbiamo visto che non solo non sono serviti assolutamente a nulla, ma hanno concorso a inquinare ancora di più con le microplastiche le acque che dai ghiacciai scendono verso valle e vengono da noi. Quindi ben vengano la conoscenza
dei giovani è essenziale, perché se non abbiamo i giovani per il futuro che si occupano di queste cose, facciamo come stiamo facendo adesso, cioè come alcuni, soprattutto alcuni politici che hanno in mano le redini della politica del territorio, non se ne occupano, non sono interessati, non sanno, ma non voglio fare critiche, per carità, la realtà però è questa. L'interesse è molto molto ridotto. In altri ambienti, ad esempio, non so, in Alto Adige, dove ho fondato il servizio glaciologico del CAI Alto Adige, c'è un interesse maggiore, ovviamente perché le montagne sono importantissime, in Alto Adige è tutto montuoso. In Veneto, forse qualcuno a Venezia non sa che l'acqua dell'Adige prende avvio proprio da queste regioni glacializzate. Quindi informiamo anche i giovani e la prossima volta, invece che andare solo a fare i blocchi stradali eccetera, vengano a vedere in qualche maniera che cos'è e che cosa sta succedendo nelle fasce altimetriche più elevate del territorio, perché c'è un legame diretto fra l'alta montagna e la bassa pianura. Grazie dottor Secchieri per quello che ha detto. Noi cercheremo anche di far capire anche all'interno delle scuole, inviterò anche questi ragazzi per sentire cosa ne pensano, ecco, di questo ambiente che veramente non è più l'ambiente che abbiamo avuto la fortuna di vivere e di vedere noi, ma sarà sicuramente un altro ambiente, e quello che riusciamo a capire è che non sarà di sicuro bello quello come l'avevamo visto noi. Abbiamo Leone da Trebasele, poi andiamo dal presidente Trevisin. Vai Leone! Ciao Mirella, grazie. Ciao. Saluto i tuoi ospiti. Allora adesso tutto questo disastro dei ghiacciai che si sciolgono dipende dall'inquinamento. Adesso sta prendendo piede andare nello spazio, la conquista dello spazio. Quanto inquinamento produce questa voglia di andare nello spazio? E c'è qualcuno che se ne occupa? Non ho sentito nessun verde dire qualcosa su questo. Se lei, volevo parlare con il signore dei ghiacciai, se lei conferma che i ghiacciai si stanno sciogliendo, che l'acqua dei mari sta salendo, io suggerirei di togliere l'acqua dai mari. Allora si può riempire il Mar Morto, si può riempire il Mar Caspio, si può portare acqua nei territori che si stanno desertificando, c'è 1 miliardo di persone che sta morendo di fame e di sete perché non ha acqua, si potrebbe portare tutta quest'acqua perché in questo pianeta c'è più acqua che terra. Il Signore delle Foreste, volevo dire, quando si comincerà a tagliare gli alberi morti di bostrico nelle montagne italiane. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Allora iniziamo proprio col Signore delle Foreste a sentire, a rispondere al nostro Leone Trebasele, che poi sentiremo anche il professor Secchieri cosa dice a Leone. Prego. Signore delle Foreste. Quando cominceranno a tagliare gli alberi colpiti dal bostrico, questo dipende dalle politiche delle nostre regioni, perché nelle province autonome di Trento e Bolzano già hanno fatto tutta una serie di interventi, molto meno in Veneto o soltanto limitatamente in alcune zone. Proprio la settimana scorsa parlavo in Regione Veneto, se nei prossimi bandi vanno a agevolare chi va a eliminare queste piante in modo da togliere inoculo per il bostrico. Ci sono però anche delle iniziative positive, per esempio fine settembre in Cansiglio ci sarà questo evento con l'Università di Padova che si chiama Cansiglio in Vita, a cui noi come Federazione di Dottori Agronomi e Dottori Forestali abbiamo dato il patrocinio. È un festival dedicato al benessere e alla salute degli esseri umani, ma anche degli animali, ma anche dell'ambiente, quindi parlando di scienza e parlando di saperi per la cura del pianeta. Saranno 3 giorni di eventi e attività fra gli alberi, si parlerà degli alberi, si parlerà dei prati, dei pascoli in Pian Cansiglio e anche nella nuova sede dell'Università di Padova, SPERT, ed è aperto a tutti, rivolto a bambini e adulti e giovani e meno giovani. È un convegno scientifico per la salute globale, quindi quando si parla di convegno scientifico per la salute globale si intende il nuovo approccio che già l'Organizzazione Mondiale della Sanità da una decina d'anni sta sponsorizzando e quindi
il benessere delle persone dipende dall'ambiente in cui si vive e un importante ruolo lo svolgono gli alberi in città, come si è detto prima, no? Ma lo svolgono anche in foresta e quindi un approccio di questo tipo in cui intervengono il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, il Dipartimento di Medicina e con il Dipartimento di Psicologia Generale assieme a settore. E io faccio vedere questa intanto. Ecco, che visto che non ce l'abbiamo la faccio vedere così il nostro regista la inquadra, prego. Il Dipartimento di Agronomia, chi parla di risorse naturali, di animali, di ambiente, il Dipartimento di Scienze Cardio-Toracovascolari, la Sanità Pubblica, Veneto Agricoltura, i Carabinieri della Biodiversità. Ecco, quindi qui abbiamo tutto un approccio scientifico sui temi del benessere umano e grazie anche e soprattutto alla funzione della vegetazione degli alberi, e dei prati e dei pascoli. Ecco, quindi è un convegno, è il primo convegno che viene fatto con questo approccio, ma sempre di più si sta parlando di benessere a tutto tondo. Ecco. Allora, Cansiglio invita 27-29 settembre 2024, Foresta del Cansiglio, Prealpi, Venete e Friulane. Pensate che meraviglia, abbiamo 2 passi da casa. Io mi ricordo che ho avuto anche una sindaca di questo territorio che ha invitato le famiglie a vedere, a partecipare, ecco, a andare a capire l'importanza di questa foresta che abbiamo ancora la fortuna di avere, se qualcuno che salta in mente qualcos'altro, e mai dire mai qua in Italia, però al momento, ma soprattutto mi ha colpito, guardate che belli i colori di questa locandina, ecco, ti fanno tornare indietro nel tempo, dove una volta vedevamo spesso questi colori, adesso questi colori li vediamo con le bombe, ecco, allora questi colori invece adesso li vediamo con altri mezzi purtroppo di distruzione. Abbiamo il nostro Luciano da Desenzano, ciao caro Luciano. Ciao Mirella, un po' che non ci sentiamo più, prima di tutto ti saluto. Grazie. Volevo dire, il signore di prima, 2 o 3 piccole cose, ma lasciamele dire. Il signore di prima ha detto una cosa giusta. Barcellona, 8 milioni tra abitanti e turisti, disalano l'acqua del mare, Spagna. Israele sta riempendo un lago. Noi abbiamo una grande ditta che va in giro per il mondo a fare questi disalatori. Abbiamo la Sicilia in mezzo al mare e penso che non ce n'è uno di disalatori. Altra piccola cosa, mi sembra che in Italia oggi ci sono il doppio delle foreste che c'erano 50 anni fa. Altra piccola cosa, l'Europa e l'America inquinano per il 30% e la Cina e l'India per il 70%. La Cina continua a costruire centrali a carbone. L'ultima, Mirella, l'ultima che mi è andato fuori testa, ma ogni giorno ci sono 10.000 migliaia di aerei e di navi mercantili, di navi crociera, che questi non andranno mai con l'elettricità. Questi consumano di più di tutte le macchine che girano in un giorno nel mondo. Vi saluto, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie al nostro Luciano da Desenzano del Garda. Allora, professor Secchieri, come commentiamo le telefonate sia di Leone che di Luciano? Prego. Sono argomenti certamente interessanti e provocatori perché danno lo spunto per molte riflessioni. Ad esempio, parliamo dell'acqua. Io spesso amo citare questa cosa. L'acqua è un bene importantissimo e lo sta diventando sempre di più perché intanto aumentiamo noi sempre di più, siamo in 8 miliardi e mezzo sul pianeta e l'acqua diminuisce. Eppure, ad esempio, scusatemi la battuta, ma fa considerare le cose, nei nostri bagni ci sono ancora gli sciacquoni che funzionano con l'acqua potabile, quindi ogni volta che uno va a fare la pipì va e tira lo sciacquone, vanno via 6, 7, 8 litri, quel che è di acqua potabile. Non vi sembra uno spreco questo qua, ad esempio? Col mio lavoro io spesso devo usare gli aerei
per andare appunto sulle montagne, sorvolare e vedere fare delle foto di carattere ambientale. Passando sulla pianura, quello che mi fa impressione è vedere com'è la pianura del Veneto, perché ormai è piena, non ci sono più spazi verdi, nelle montagne, nei colli per fortuna ancora nelle colline ce ne sono, ma la pianura, a me guardandola dall'aereo, e vorrei poter farvi vedere queste immagini, ma che sono comunque disponibili in qualsiasi maniera, come abbiamo antropizzato la pianura, abbiamo fatto un sacco di strade, rotonde a non finire, quartieri, e quindi quando si impermeabilizza il terreno, l'acqua che cade con le piogge, che cade sull'asfalto, che cade sui capannoni, non va certamente nella falda, ma va buttata via e sprecata. Quindi noi, una delle cose fondamentali che dovremmo imparare e anche i nostri politici dovrebbero prendere in considerazione è quella di insegnare e imparare il risparmio dell'acqua, perché guardate che ce ne sarà sempre meno. Quindi, ma a parte che ce ne sarà sempre meno, con le variazioni del clima parliamo anche degli effetti meteorologici, senza confondere clima e meteorologia. Gli eventi estremi che stanno succedendo, guardate adesso quello che sta succedendo al di là delle Alpi, questi cicloni sono importanti perché vengono fenomeni a cui non eravamo abituati, precipitazioni molto intense, brevi ma molto intense, che producono frane, allagamenti, cose di questo genere. Quindi dobbiamo anche adattarci a questi fenomeni che nessuno poi è in grado di predire come e quando saranno, ma che diventano sempre più intensi e frequenti. Quindi l'ambiente va osservato anche da questo punto di vista, e l'acqua, ripeto, è un bene importante che dobbiamo imparare anche non solo a non sprecare, ma a utilizzare nella maniera migliore possibile, perché senza acqua cosa facciamo? Provate a immaginare una società nella quale l'acqua sarà sempre meno. Quindi questo è un aspetto che dobbiamo prendere in considerazione ed è molto importante. Chissà se la sentisse il sindaco di Cortina, che magari tutti i giorni starà pensando come alimentare la pista da bob, visto che ha detto che non ci sarà nessun problema. Lei sorride e mi viene da piangere, professore, ma non importa, andiamo avanti, perché capite bene perché faccio parlare queste eccellenze del territorio, perché qualcuno forse si è dimenticato che la realtà è ben diversa, forse vive una realtà virtuale che noi non conosciamo, non ce la fanno vedere, ma la realtà è quella che sta spiegando il professor veramente Secchieri, ecco l'importanza di capire che l'acqua bisogna veramente dare la giusta importanza, perché ce ne sarà sempre meno. Qualcuno apra le orecchie. Abbiamo la nostra Adriana da Crocetta, vai Adriana. Ciao a tutti, buongiorno a tutti anche. Io vorrei dire una cosa, ma di che cosa stiamo parlando? I pannelli solari, che poi hanno avuto anche un buono per metterli su. I pannelli solari sono più inquinanti di tutto. Quando si dovrà smaltirli, dove andiamo a smaltirli? Tutto qua. Tutto, guardi, anche noi inquiniamo. Per forza siamo in tanti. Scusate, ciao a tutti. Grazie, abbiamo sentito anche la nostra Adriana da Crocetta. Allora, Presidente Trevisin, ecco com'è la situazione, ecco giustamente il professor Secchieri dice una cosa importante, la pianura dall'alto è un disastro di cemento. Io spero che abbia visto anche il vino, visto che abbiamo i vigneti. Si vedono i vigneti, professore, dall'alto? No, perché sono curiosa, perché abbiamo anche i vigneti. Qualcuno ha detto, beh, insomma, tutto sommato non è che siano così tanti. Si vedono dall'aereo i vigneti, professore? Oddio, adesso è specifico, perché riconoscere da 4.000 metri un vigneto non è facile. Così, non è che viene fuori un po' di verde, ecco, un verde anche pallido, ma un po' di verde su questa pianura desolata. Allora, Presidente, cosa diciamo? Sicuramente il territorio veneto è un territorio con insediamenti diffusi, cosa che non esiste in altre parti d'Italia, no? Noi abbiamo, se lei parte da Sacile
e va fino al lago di Garda, lungo le nostre strade statali, eccetera, vede un continuo di edificato, come diceva il professore prima. Abbiamo impermeabilizzato molte parti del nostro territorio, no? E la pianura veneta è un esempio di mancanza di gestione del territorio. Si è lasciato costruire dappertutto sostanzialmente, perché basta che lei si sposti in Emilia-Romagna o anche nella Bassa Lombardia, abbiamo i paesi, le zone industriali, ma abbiamo la campagna. La settimana scorsa sono stato nel Ferrarese e ho girato nei comuni di Goro, di Iolanda di Savoia, a vedere le risaie, a vedere... e lì si facevano chilometri senza trovare una casa, cioè la campagna era ancora campagna. E gli insediamenti all'interno della campagna erano soltanto quelli delle aziende agricole. Basta, zero. Tutti gli altri non c'erano dentro la campagna, gli altri tipi di insediamenti. Allora cosa si vede? Basta andare anche su qua sulle nostre colline e guardare giù la pianura, veramente abbiamo tutto un insediamento continuo. Questo non fa bene alla salute, perché abbiamo la necessità di arrivare con i mezzi poi dappertutto, no? Cioè, se abbiamo in un comune di 10.000 abitanti abbiamo 3 zone industriali, lei capisce che diffusione di insediamenti abbiamo. No, io volevo ritornare... Fermo un secondo, sì. Presidente Trevisin, perché abbiamo Roberto da Salzano, se no mi cade la linea, ma poi ritorneremo nell'argomento. Prego Roberto. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare 2 osservazioni che penso non siano importanti. Allora, noi stiamo costruendo... Vai Roberto. Noi stiamo costruendo una barca di macchine elettriche. Penso sia una cosa non assurda, ancora di più, perché noi diciamo che spostiamo il problema. Ossia, non ci sarà più inquinamento in città, ma le centrali elettriche non sono a nucleare o a energia pulita, sono centrali a gasolio, a carbone, a gas. Ossia, cosa serve fare la macchina elettrica quando hai la produzione che è sempre la stessa? Quindi trovo un assurdo. Poi volevo dire anche dell'acqua. Noi abbiamo quasi il 50% di perdite nei condotti dell'acqua, quindi questo è un problema atavico, non è che sia un problema di adesso, quindi penso che sia importante risolvere questi problemi, perché l'acqua non è che non ci sia, c'è, ma la sprechiamo. E poi il problema grosso è che non siamo molto sensibilizzati a queste cose, non è, eccetto la sua trasmissione, non è che nei canali principali c'è qualcuno che dice state attenti a non consumare l'acqua, ha capito? Il problema grosso è, le dico una frase che diceva mio papà, che è una bravissima persona, diceva: ricordati Roberto che quando al centro del mondo non ci sarà più l'uomo, ci saranno i soldi, non abbiamo più speranze. La saluto, la ringrazio, buona giornata. Grazie a te Roberto anche per i complimenti che hai fatto alla trasmissione Sveglia Venti. Io sto cercando di far capire quello che è importante parlare del nostro territorio, perché è quello che interessa a voi e sapete che io faccio quello che vi interessa, perciò un'informazione corretta sui temi che ci riguardano tutti. Prego Trevisin, continuiamo. Ma da questa ultima intervento da casa mi stimola a dire che certo, se noi mettiamo al centro del mondo i soldi non ne usciamo. Cioè dobbiamo mettere al centro delle attività umane la persona, l'ambiente, perché è questo che noi dobbiamo poi lasciare alle future generazioni. L'anno scorso è stata inserita in Costituzione, nell'articolo 3 della Costituzione, la salvaguardia degli ecosistemi anche in funzione delle future generazioni. Allora, se questo fa parte della nostra Costituzione, ci dovranno pur essere le azioni conseguenti, no? Cioè la legislazione che va in questa direzione a livello nazionale, a livello regionale, proprio per andare a salvaguardare quelli che sono gli ecosistemi per tutte le funzioni che questi svolgono, dall'acqua all'aria, all'alimentazione. E se invece mettiamo, come diceva l'intervento precedente, al centro i soldi e basta, non ne usciamo. La salute, so che prima era qui in trasmissione con un medico, no? Cioè anche la salute dei cittadini deve essere un bene
da tutelare, da sostenere, uno dei primi pilastri di una società, almeno come l'abbiamo vissuta noi a partire dagli anni 70-80, la salute pubblica che deve essere, assieme all'istruzione dei nostri giovani, devono essere i pilastri degli interventi della pubblica amministrazione. Non possiamo pensare che ci sono persone che non possono curarsi o che ci sono persone che non possono studiare, perché altrimenti che società costruiamo? Io lo dico anche in convegni scientifici, dobbiamo avere anche un'etica, anche noi come professionisti, cioè quando facciamo consulenza, dobbiamo anche trasmettere all'imprenditore questi messaggi qua, perché altrimenti non ne usciamo e lo dobbiamo fare tutti assieme. Il problema, Presidente Trevisini, vorrei sentire anche poi cosa ne pensa il professor Secchieri, è che è un sistema malato nel quale viviamo, è un sistema anche marcio a volte, che non si rende più, proprio, non ha più la percezione di quello che non si deve fare, perché si deve fare, come si parlava prima, qualsiasi cosa se c'è un business. Allora, se c'è il business non c'è problema, ma sotto quel business cosa c'è? C'è la salute pubblica, c'è il bene della comunità, c'è veramente questo ambiente che veramente ogni giorno stiamo sentendo, poi quando arriva non ce n'è per nessuno, è inutile che tu costruisci, perché quando la natura si arrabbia puoi costruire finché vuoi, ma non ce n'è per nessuno. Professor Secchieri, ma quando la natura si arrabbierà cosa vedremo? Ecco, cosa succederà? Perché veramente stiamo arrivando a questo, perché qualcuno non riesce ancora a capire l'importanza di fare prevenzione su un territorio fragilissimo che è il nostro, da nord a sud e da est a ovest. Siamo circondati dall'acqua, però Sicilia, Calabria e tante regioni non hanno acqua, cioè ci sarà qualcosa che non torna. Allora vietiamo alla nonnina e dice sei tu che consumi troppa acqua, e poi abbiamo gli acquedotti che sono dei colabrodi, però si continua a costruire altre cose invece di guardare il risparmio che si potrebbe avere mettendo veramente in sicurezza questi acquedotti. Prego, professore. Io ovviamente non sono un tecnico dell'idraulico e degli acquedotti, e quindi lei dice cosa succede se la natura si arrabbia. La natura si sta già arrabbiando. Provi a chiedere all'Emilia Romagna la scorsa, i disastri dovuti alle precipitazioni di qualche mese fa, ma non solo, guardi le frane, per esempio nei Colli Euganei. I Colli Euganei dice vabbè sono bellissimi eccetera, però le ultime precipitazioni, scusate ma non è il fumo, è l'età, hanno provocato delle frane persino nelle strade dei Colli Euganei. Però io volevo agganciarmi ad esempio al discorso che cosa possiamo fare, chi può fare o che cosa per quanto riguarda l'ambiente. Ad esempio, un altro esempio che vorrei portare a ricordare, io spesso per andare a Bolzano faccio la Brennero, no? L'autostrada del Brennero, che è una cosa incredibile, la presenza di autotreni lungo quell'autostrada che sale da Verona al Brennero. Una volta avevo sentito parlare di sostituire il traffico autostradale con quello ferroviario, cioè far salire gli autotreni su dei treni che trasportano i container, questi mezzi qua, e quindi alleggerire, non tanto per alleggerire il traffico, ma quanto per diminuire le emissioni dei motori degli autotreni attraverso il fatto che montando su un treno, il treno viaggia con la corrente elettrica. Beh, lei che sa dirmi qualcosa se è stata fatta una roba di questo genere in Italia? Assolutamente no, perché ci saranno degli interessi evidentemente per cui ridurre il traffico degli autotreni, dei camion, porta a vendere meno camion probabilmente, non lo so, però sta di fatto che ad esempio una soluzione di questo genere, che sarebbe ottimale per abbattere le emissioni dei motori su quella strada, dovrebbe essere fatta, ma non è fatta. E però comunque anche noi andiamo sempre di più adesso, ad esempio
quest'estate nelle valli alpine l'affluenza del turismo con le automobili è stata una cosa eccezionale. Io ieri, per esempio, tornavo dall'altopiano di Asiago, delle file di chilometriche per scendere dall'altopiano. C'è una cosa positiva, speriamo, che la frequentazione della montagna sta adesso prendendo sempre più piede, quella con la bici, però stiamo attenti perché finiamo per costruire, poi andiamo a costruire degli impianti di risalita che portano le biciclette, visto che la neve è sempre meno, è sotto i 1000 metri, ormai le piste da sci non funzioneranno più, neanche con la neve sparata, altra roba che lei sa quanto costa sparare un metro cubo di neve in energia elettrica e altre cose. Adesso però stiamo occupando la montagna con le biciclette. Ecco, a questo proposito lancerei una specie non dico di allarme, ma comunque di preghiera di chi comincia a frequentare con la bicicletta l'alta montagna di stare un po' attento e di rispettarla, perché altrimenti rischiamo da una parte sì, andiamo in bicicletta e non in macchina, però cominciamo a fare dei disastri sui sentieri e altre cose di questo genere. Questo ovviamente adesso non c'entrano con i ghiacciai, perché lei mi ha fatto parlare di questo allontanandomi dall'alta montagna. 360 gradi qua, professore, ha ragione di dire anche queste cose, perché lei è anche una persona che gira, è un uomo, una persona umana, oltre a essere geologo e glaciologo, però è una persona che gira, che vede, può dare anche dei consigli, visto che è anche esperto in determinate materie, ma è anche una persona che gira il territorio e vede quello che vediamo noi, perciò le mie domande sono sempre a 360 gradi. Però l'amarezza, professore, è che forse lei si è dimenticato una cosa, che se iniziamo a investire sulla ferrovia non facciamo più le terze e le quarte corsie. Professore, l'importanza capisce bene, visto che bisogna muoversi su gomma ci si muove e bisogna fare le terze corsie perché abbiamo sempre più mezzi, così dicono, però i numeri li danno sono loro, il contraddittorio non c'è mai, di questi tir solo di passaggio che noi non vediamo nessun beneficio. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio! Mirella, ciao e buongiorno ai tuoi ospiti. Certo che questi cambiamenti climatici è una gran tristezza, perché tutti questi nevai, questi ghiacciai senza la neve, e la marmolada è nata come la intendiamo noi. Io ci sono andati molti anni in montagna, ancora quando era molto più giovane con il CAI, e me lo immaginavo con la neve, molti ghiacciai, voglio dire, e la tristezza purtroppo è un dato di fatto che purtroppo noi non possiamo farci niente, ma noi l'avevamo conosciuta con la neve e molti altri ghiacciai che ormai si stanno sciogliendo, e per tutti noi che abbiamo conosciuto bene questi gruppi di montagne è una grande tristezza, purtroppo è una realtà. Grazie, vi saluto. Grazie a te Livio. Allora, prima di passare al Presidente Trebisi andiamo a vedere questo agosto caldo, record in montagna, andiamo a sentire e poi commentiamo. Da notti tropicali 21 su 31, temperature che di notte hanno superato di almeno 3,2 gradi quelle registrate negli ultimi 30 anni. I dati sono della Protezione Civile del Veneto. Dicono che è stato l'agosto più caldo, con una media di 24,1 gradi tra minime e massime. 14,1 gradi sul Faloria Cortina d'Ampezzo, 2235 metri di quota, 19,7 gradi a Col di Indes in Alpago, 1181 metri, 23,3 gradi a Passo Santa Caterina nel Vicentino. Insomma, valori eccezionali, cui fa da contraltare il peso delle piogge. In Veneto sono caduti 66 mm rispetto ai 102 mm del periodo 1994-2023, il 36% in meno. La delicatezza del momento sta nel fatto che sia pur in presenza di precipitazioni che in generale potrebbero anche non apparire come rilevantissime, queste fanno i conti con un terreno
che nelle ultime settimane ha visto pochissima acqua, e quindi il terreno così secco e le precipitazioni intense in archi temporali ristretti possono generare qualche problema, in modo particolare nei corsi d'acqua secondari. Valori eccezionali, un record di caldo e siccità che impone attenzione ora alle opere minori. C'è ancora moltissimo da fare, in modo particolare una grande sfida da mettere in campo subito, che coinvolge tutti i comuni e le amministrazioni comunali, sia quello delle acque meteoriche, e quindi dei cosiddetti tombini, che non sono più in grado di assorbire questi fenomeni. Questi fenomeni noi sentiamo, ma sono 30 anni che la politica amministra, e si potrebbe anche, per quanto riguarda la regione, più o meno gli stessi, però alla fine non si va da nessuna parte, noi ci ritroviamo con dei problemi enormi e da soli non ce la facciamo. Noi paghiamo, e chi paga? Noi paghiamo, ma i risultati non li vediamo. Trevisin? Sul settore agricolo questo estate ha inciso non poco, cioè nel senso che le temperature molto alte e poche piogge e concentrate, come detto poc'anzi, concentrate in periodi limitati, non fanno bene all'agricoltura, no? L'agricoltura ha bisogno di interventi di irrigazione che però in alcune zone sono ancora a scorrimento, quindi con uno spreco d'acqua enorme. Quest'estate non c'è stata fortunatamente una crisi idrica da questo punto di vista, ma perché ha nevicato fino a tardi in primavera, no? E quindi il Piave e il Brenta hanno continuato a portare acqua in pianura ai canali di bonifica, di irrigazione. Ma quello che è importante è che si vada a investire, e io l'ho detto anche a livello regionale e anche i consorzi di bonifica che so che stanno facendo un'azione in questo senso, che si vada a investire su impianti di irrigazione a pioggia che sprecano molta meno acqua e si può intervenire sulle colture laddove c'è bisogno. Oggi la scienza e la ricerca in tal senso ha messo a punto un sistema in cui si va a vedere cultura per cultura quando c'è bisogno di acqua e di quanta acqua c'è bisogno. Quindi coniugare tecnologia e scienza con le esigenze delle piante diventa indispensabile, e quindi gli investimenti vanno mirati in questa direzione. Non si può abbandonare un sistema agricolo senza andare a mirare gli interventi di irrigazione, proprio anche in funzione dei cambiamenti climatici che ci sono e ci saranno. Quindi andando a concentrare l'irrigazione con irrigazione non più a scorrimento, ma irrigazione a pioggia, con un sistema che si fa quando c'è bisogno. Ci sono delle culture che durante il periodo estivo hanno una certa esigenza, altre che ne hanno un'altra, quindi non si può dare la stessa acqua a tutto quanto. Avete capito? Bisogna compresi anche conoscere, i fagioli. compresi i fagioli della Mirella, che quest'anno ha avuto una semina scarsa di più, ma perché mi hanno detto è stato troppo caldo, qualcuno ha detto è stato annaffiato troppo. La verità è che fagioli zero. Comunque noi ci riproviamo, perché questi diversamente agili sono bravissimi. Trevisin li conosce, che vengono agli orti sociali, per cercare di far capire l'importanza anche loro della quotidianità, anche col vivere la natura. Allora, professor Secchieri, come ci saluta? Intanto con una speranza. Però volevo precisare una cosa, anche dal punto di vista mediatico spesso si fa o drammatizza in un senso o in un altro, oppure si danno delle interpretazioni non corrette di quello che sta succedendo. E purtroppo io capisco che le necessità della cronaca sono quelle di avere il numero massimo di ascolti, però bisogna stare attenti anche a dire delle cose senza andare troppo distanti da una realtà e dare spazio alla immaginazione. Ad esempio, leggevo dei titoli sui giornali da una parte perché questa primavera c'è stato un sacco di neve, quindi i ghiacciai evviva, ritorneranno i ghiacciai. Ma ad esempio, scusatemi, ma torno nell'argomento di cui sono competente, è vero che c'è stata le nevicate abbondanti, ma sono state nevicate nella tarda primavera. Cosa succede? Che con la neve
cosiddetta calda, nel senso che quella che non viene d'inverno ma viene in primavera, questa neve non fa tempo a cambiare la propria tipologia, non fa tempo a ricristallizzare, cioè non fa tempo a consolidarsi e a diventare nevato. Questo cosa significa? Che un metro cubo di neve, di questa neve, si scioglie molto più velocemente che non un metro cubo della neve invernale che ha fatto tempo a cambiare il suo stato. In più c'è stata anche la pioggia con la sabbia del deserto, e la neve se ne sta andando via tutta. Adesso vabbè, sono venuti 20-30 centimetri di neve fresca, però guardavo anche le webcam, cioè la situazione se ne sta già andando via. Per fortuna comunque è chiaro che alle alte quote un po' di neve funge da protezione per quanto riguarda il ghiaccio, però le temperature anche quest'anno, ecco un'altra osservazione, attenzione, sono state più calde di sempre. Cosa vuol dire di sempre? Perché da quando abbiamo i dati eventualmente, ma di sempre no, perché nel Medioevo ad esempio pare che fosse stato un periodo più caldo di adesso. Comunque in questi ultimi 3-4 anni abbiamo lo zero termico che sale sempre molto in alto, sopra i 3.500-4.000 metri. Questo significa che sotto queste quote la neve, il nevato e il ghiaccio sono destinati a sciogliersi, ed è quello che è successo. I corsi d'acqua, come diceva il Presidente prima, questa primavera e questa estate hanno avuto abbondanza di acqua, ma perché grazie alle nevicate primaverili, vedevo anche l'Adige fino a qualche mese fa aveva una portata molto elevata, proprio perché questa neve tardiva che si è sciolta in maniera molto rapida. Questo non significa un bene per i ghiacciai, staremo a vedere che cosa succederà. Le condizioni però sono tali, molti mi chiedono cosa succederà in futuro, perché questa è una risposta che la scienza per il momento non è in grado di dare, quella vera. Oppure chiediamo al mago Otelma che ci dica qualcosa in merito. No, le meglio situazioni di no, professore, comunque... abbiamo già abbastanza di maghi, di santoni, di sciamani, per l'amor di Vabbè, Dio. comunque vi ringrazio dell'ospitalità. Grazie a lei invece, professor Franco Secchieri, geologo e glaciologo, di essere stato con noi. Anche questa mattina abbiamo imparato qualcosa da chi conosce e dai numeri giusti e non ci fa dare i numeri. Grazie veramente. Sentiamo, allora rivediamo Cansiglio in vita, 27-29 settembre, Foresta del Cansiglio. Ecco qua la locandina con questi meravigliosi colori. Prego Trevisin. Sì, allora io concludo portando il saluto della nostra federazione che appunto ha patrocinato questo evento, Cansiglio in Vita, che è festival dedicato quest'anno alla salute globale. Allora, fra i vari temi che verranno trattati, diciamo che abbiamo questi 4 argomenti importanti su cui vertirà il complesso di queste giornate, che sono appunto il legno e gli alberi, ma le foreste e il benessere umano, i funghi e il loro ruolo nell'ecosistema, ma anche il ruolo delle alghe, quindi dei pascoli nell'ecosistema, perché l'ecosistema è complesso, è formato da tante componenti e quindi per mantenerlo ci vuole l'intervento dell'uomo, ma finalizzato al benessere umano. Ecco, quindi questo convegno dà questo taglio, quindi va a coniugare attività umane con bosco e con la salute del cittadino, quindi un convegno dedicato a questo aspetto. Dicevo prima in apertura che l'Organizzazione Mondiale della Sanità già dal 2008 riconosce la profonda interconnessione tra benessere umano, benessere animale e qualità dell'ambiente nel suo insieme, quindi tutta la vegetazione che forma i nostri ecosistemi. Un rispetto per la biodiversità, certo, che abbiamo ancora la fortuna di avere in qualche posto. Forse se ci rendiamo conto veramente dell'importanza di conoscere la biodiversità e di rispettarla, forse andremo meglio tutti quanti. Prego Trevisin. Sì, sicuramente la biodiversità è quella che ci garantisce un futuro al nostro pianeta, perché non possiamo negare che stanno scomparendo delle specie sia animali che vegetali, e quindi la salvaguardia della biodiversità è uno anche degli obiettivi dell'Europa. L'Europa nei suoi finanziamenti ha posto come obiettivi, anche se l'Italia ha votato contro questo, no? Di andare a salvaguardare la biodiversità
negli ecosistemi nella misura del 25% del nostro territorio. Avete sentito? L'Italia ha votato contro. Sì, l'Italia ha votato contro. Ecco, allora avete capito che com'è il sistema nel quale viviamo, e poi a farne le spese siamo purtroppo noi, prescelte veramente che non hanno modo di essere interpretati in nessuna maniera, perché fanno solo del male e basta a tutta la comunità. Grazie anche a Renzo Trevisin, Presidente regionale Federazione Agronomi e Dottori Forestali del Veneto. Ancora grazie al professor Franco Secchieri, geologo glaciologo. Grazie, pubblicità. Presento altri graditi ospiti. Abbiamo in presenza Giorgio Bughetto, Presidente Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra, che non finirà mai di stupirci perché confeziona una mostra dietro l'altra, ma mostra veramente incredibile e importante. E saluto anche l'avvocato Massimiliano Gioncada, collegato con noi da Piacenza, Foro di Brescia, esperto in materia sociosanitaria. Allora, io vorrei proprio partire da lei, avvocato Gioncada, per questa giornata importante che ci sarà il 21 settembre. Abbiamo parlato prima di questa giornata mondiale dell'Alzheimer, perché con lei parleremo proprio di non autosufficienza. Ecco, non è, come dice lei, non autosufficienza non è sinonimo di cure gratuite, ma queste persone cosa devono fare, a chi devono rivolgersi? La solitudine invade anche a livello economico, perché non ce la faccio a curarmi, non ho familiari che sono abbastanza attenti ai sintomi che io manifesto. Cosa sta succedendo a questi diversamente giovani e non solo, avvocato Gioncada? Ma allora, in realtà, sotto certi punti di vista, non sta succedendo nulla, nella misura in cui l'assistenza che veniva prestata prima, normalmente al meglio, è ancora quella che viene prestata ed è ancora quella che si prevede di prestare. Quello che è cambiato, sicuramente qualcosa è cambiato, qualcosa è successo. Quello che non la sentiamo, avvocato. Provi a parlare. Il microfono è aperto. Adesso sì, provi. Pronto? Sì, adesso la sentiamo, avvocato. Ok. Dicevo, quello che è successo, mi sentite? Sì. Ok. Quello che è successo è che da situazioni particolari, cioè situazioni per le quali, interpretando la normativa vigente, i tribunali, la Corte di Cassazione. La sentiamo, avvocato, prego. Si è bloccato? Non lo sento più, allora vediamo di ripristinare. No, avvocato, dobbiamo riprendere la connessione, allora vediamo con la regia. Intanto passiamo a Giorgio Bughetto. Ecco, vediamo anche questa locandina che ha mandato su questa mostra 800-900, una mostra molto importante, molto impegnativa, dicevi Bughetto. Ecco, la passione per le mostre, per far rivivere la storia del territorio, prego. Certo. Allora, l'importante è sempre far conoscere logicamente la storia, il folklore, le origini, le radici del territorio, perché ricordiamoci che se mancano queste cose il territorio muore. Se noi non riusciamo a portare queste conoscenze anche alla gente che purtroppo non conosce, non risolviamo niente. E quindi dobbiamo per forza di cose essere sempre pronti, naturalmente scavare e naturalmente sempre proporre cose nuove, che portano naturalmente alla cosa storica, però far capire soprattutto cos'è veramente la Marca nei suoi 94 comuni. Quindi la storiografia e soprattutto da cosa nascono i nomi dei comuni.
Infatti io più di qualche volta avevo iniziato a chiedere ai sindaci perché questo nome, ma siccome ho capito che me li mettevo in imbarazzo perché quasi tutti non lo sapevano, perciò ho evitato di fare questa domanda, sì. Perché quando chiedevo il significato del nome del comune, del paese, moltissimi non lo conoscevano. Ma come mai non c'è questa memoria della storia? Cioè tu diventi sindaco, dovresti sapere. Allora, diciamo che il 70% dei sindaci non gliene frega niente, cioè non sanno la propria storia, non sanno le proprie origini, non sanno le proprie origini, le proprie radici, e quindi noi ho scavato praticamente su vari libri e quant'altro e ho scoperto che almeno 65-70% i nomi di origine sono di origine venetica, quindi veneta, gli antichi veneti che hanno dato i propri nomi. Dopo 1000 anni sono arrivati i romani che hanno cambiato i nomi, come per esempio Opter, che vuol dire praticamente piazza del commercio, quindi piazza del mercato, hanno cambiato proprio nome in Upetergium, e là da Oderzo, però il nome originale era Opter. Poi ne abbiamo tantissimi altri, dopo sono di origine naturalmente anche solo romanica o addirittura longobarda, come Silea. Silea viene dal nome Melma. Che è un fiume? No, attenzione, Melma, di origine longobarda, vuol dire melm, quindi vuol dire sabbia fine, scritto malamente nel periodo medievale in Melma. Ah, avete capito perché? E poi cambiato nel 1936 con regio decreto in Silea. Quindi c'è tutta una storiografia importante che abbiamo dato. Dopo abbiamo spiegato cosa sono le pievi e cosa sono le motte. Motta di Livenza, tutte quelle cose là. Perché le motte sono di origine longobarda e le troviamo in tutta Italia. Le motte erano di promontori dove costruivano il castello. Le pievi invece vuol dire popolo. Quindi è di origine appunto prima romanica, quindi latina. E poi naturalmente sono stati presi in consegna dalla parte religiosa, quando la Chiesa ha preso tutte le consegne. E c'è tutta una storiografia particolare. Ma il fiore all'occhiello di questa mostra cosa sarà? Sono le 400 foto inedite di tutti i paesi e i comuni. E naturalmente le frazioni. Quindi tutta una storiografia, dopo sto preparando anche il libro, lo sto finendo, di 220 pagine con più di 400 foto all'interno. Complimenti Bughetto, ma lui è bravissimo, ha questa passione, non c'è niente da fare, un lavoro, guardate, immane. Io che vado a vedere quando proprio espone questa meraviglia di foto si rimane a bocca aperta e dice ma cos'è questa? E allora lui spiega tutto quanto. Allora avvocato, avevamo interrotto perché non la sentivamo bene, continuiamo a parlare di non autosufficienza, non è sinonimo di cure gratuite, ma quando abbiamo le cure gratuite bisogna anche capire cosa ci aspetta di diritto, forse non si conosce, non si sa questi diversamente ammalati a chi devono rivolgersi, ecco, c'è il vuoto per molte persone, anche perché vivono sole. Prego, avvocato. No, allora stavo dicendo che in forza di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, che in quei casi specifici ha stabilito che quel ricoverato in quella struttura aveva diritto ad un ricovero gratuito, quindi un ricovero interamente a carico del Fondo Sanitario Regionale, è stato diffuso un messaggio chiaramente sbagliato, cioè tutti i ricoverati, ad esempio parliamo della malattia di Alzheimer, tutti i ricoverati con malattia di Alzheimer hanno diritto ad essere ricoverati nelle strutture, nelle RSA e in altre strutture residenziali adeguate a titolo gratuito. Ecco, questo è il messaggio che è stato veicolato. Questo è un messaggio profondamente sbagliato, nella misura in cui è vero che la Corte di Cassazione in più occasioni ha accertato ciò, ma l'ha accertato con riferimento a quella persona, a quel ricovero in quel momento. Non si può trarre un automatismo per cui se Tizio con malattia di Alzheimer deve essere ricoverato a titolo gratuito, e poi spiego il perché, tutti i malati di Alzheimer di tutta Italia o tutti i malati di Alzheimer del Veneto ricoverati in strutture hanno diritto ad essere ospitati a titolo ed assistiti a titolo gratuito.
Questa è una pericolosa semplificazione che qualcuno che ha interesse a coltivare i giudizi ha fatto e ha diffuso. Però la normativa e la giurisprudenza, ok, non dice affatto che tutte le persone non autosufficienti con malattia di Alzheimer ospitate ed assistite nelle strutture residenziali devono essere ospitate ed assistite a titolo gratuito. Non l'ha mai detto e non lo dice tuttora. Non a caso, volendo citare due recentissime pronunce, una del Tribunale di Verona del 1° agosto, ultimo scorso, e una del Tribunale di Milano del, mi sembra 11 settembre ultimo, quindi 5 giorni fa, ok? In entrambi i casi chi agiva, il familiare, l'amministratore di sostegno, il tutore, agiva contro la e sia il Tribunale di Verona sia il Tribunale di Milano. Avvocato, non abbiamo capito niente, è meglio che riprenda perché la voce andava e veniva e non abbiamo capito niente, sta toccando un tema importante. Allora riprendiamo, prego. Se interrompiamo il video e facciamo solo audio, non lo so. Allora si mette d'accordo con la regia perché se parla e non si capisce su temi così importanti è come non parlare. Allora torniamo da Bughetto e vediamo di riprendere questa connessione se riusciamo, ecco, perché così è impossibile sentire. Allora Bughetto, la storia, ecco, come si diceva anche con l'avvocato Gioncada, ma bisogna conoscere, bisogna capire, ma dovrebbe esserci un ponte tra chi offre e chi dà l'informazione di chi offre, perché se non c'è questo è inutile che ce la giriamo, e questo dovrebbero fare gli uffici proposti anche comunali, provinciali e regionali. Quando ci sono cose importanti dovrebbero mettere a conoscenza del territorio, visto che paghiamo delle persone che dovrebbero fare questo, per far capire anche chi vuole l'importanza di conoscere anche gratuitamente, perché non costa niente e pensate quanto importante è. Prego Bughetto. Beh, io per esempio, per dire una cosa, ho sentito anche parecchi naturalmente hotel e alberghi del genere e danno ai visitatori, quindi ai propri clienti, una piccola broschurina con scritto Treviso fondata dai Romani. Io ho cercato anche di far capire che Treviso è nata 1000 anni prima dei Romani, ma purtroppo non è stato fatto, cioè non gliene frega niente, non c'è. Io sono andato su parecchi praticamente alberghi, hotel e quant'altro, compreso a tantissimi che ne abbiamo insomma a Treviso, ne abbiamo tutti, ma nessuno non gli interessa come non viene messo in risalto queste cose. Quando vengono messe in risalto, soprattutto anche dal comune, sul sito comunale non c'è molto sulla storia di Treviso, che ricordiamoci che Treviso non è nata da Trevigi o da Tarvo Storo di origine celtica, perché i Celti sono venuti molto dopo. Treviso è nata da un nome di un dio venetico. Quindi abbiamo tutta la storiografia che semplifica e in modo molto semplice spiega anche le cose. Dopo abbiamo messo tanti cimeli della Treviso contadina, perché è bello che si trovano le radici come era. Abbiamo parlato praticamente di quando i nostri genitori o zii o nonni andavano e toccavano andare all'estero a lavorare, perché qua non c'era lavoro. Quindi abbiamo delle valigie originali dell'epoca. Abbiamo un piccolo plastico di una vecchia casa colonica e là raccontiamo, attraverso anche la mostra e le foto, come si sono evolute le cose. Però Bughetto, io l'ultima volta che sono venuta a trovarti per la mostra che hai fatto 7 aprile. Del 7 aprile, all'improvviso avevamo bisogno di un aiuto, io sono uscita, ho trovato dei ragazzi che per caso passavano di là. Questi ragazzi hanno aiutato Mirella a portare delle cose all'interno della mostra e sono rimasti affascinati dalle foto che hanno visto.
e non lo sapevano, non lo sapevano. Per caso, per aiutare Mirella, li ho fatti entrare alla mostra e vedendo delle foto, guarda, guarda, quella ce l'ha anche mia nonna. Ecco, capite quello che sto dicendo, per capire che anche le scuole, i dirigenti scolastici dovrebbero veramente capire l'importanza di queste mostre che ci sono, perché è la storia di questi ragazzi. Quando questo ragazzo ha detto guarda, guarda, che la foto ce l'ha anche la mia nonna, che bello, cioè erano intrigati da questa mostra, ma se non lo sapevano che io non avevo bisogno di aiuto, dentro non sarebbero mai arrivati da soli, perché non si entra da soli, bisogna essere anche accompagnati in certi percorsi. Prego Bughetto. Beh, noi facciamo sempre un discorso di mail, quindi mandiamo mail sia alle scuole, mandiamo mail a tutti i comuni, mandiamo mail naturalmente a tutti informazioni stampa, quindi giornali, tv e radio. Più di questo non possiamo fare, perché essendo una piccola associazione, avendo già le nostre spese, non possiamo pagare degli spazi pubblicitari. Quindi cerchiamo di dire questa è una cosa che è culturale e utile, dateci una mano ad essere presenti, insomma, questa cosa qua. Però purtroppo troviamo poco terreno fertile. Perché non interessa. Non interessa. Gli addetti ai lavori che dovrebbero essere quelli che veicolano questo messaggio e siamo noi non sempre parliamo là. di politica, non parliamo di cose, noi parliamo solo di cultura e di radici della nostra gente. Quindi ricordandoci, perché io ho avuto mio papà che era del 14, quindi mi raccontava tante cose, ha fatto la guerra, la seconda guerra mondiale, mio nonno ha fatto la prima guerra mondiale e questi purtroppo si sono persi perché non ci sono più, sono andati perduti. Noi come associazione Mutilati Invalidi per esempio di guerra, io all'epoca sono riuscito a intervistare 3 reduci, 2 della campagna di Russia e 1 della campagna d'Africa. E poi ho fatto un documentario su questa cosa qua, perché loro hanno raccontato cosa gli è successo e soprattutto quando sono stati presi e portati nei gulag russi. E non c'è una testimonianza scritta, qua è una testimonianza sentita, un ricordo. E per fortuna con gli è venuto l'Alzheimer, se no non avremmo neppure quel ricordo. Avete capito? 100 anni, Avete capito? Lucidissimo. La fortuna, ecco, la fortuna. Ancora guidavano all'epoca. Allora, vediamo se abbiamo fatto questo collegamento con l'avvocato Gionca. Avvocato? Eccolo qua, vediamo se riusciamo a riprendere quell'importante discorso che stava facendo, la sentiamo telefonicamente, prego. Sì, allora dicevo che è stato veicolato un messaggio sbagliato, cioè l'automatismo tra non autosufficienza e nel caso specifico malattia di Alzheimer con il diritto al ricovero gratuito, in forza di pronunce della Corte di Cassazione. Ma dicevo, la Corte di Cassazione quando ha deciso questo, l'ha deciso con riferimento a quel ricovero in quella struttura in quel momento. Non detta una regola generale, cioè tutte le persone non autosufficienti ospitate ed assistite in strutture residenziali magari con malattia di Alzheimer hanno diritto a un ricovero gratuito. La Corte non l'ha detto, semplicemente perché la norma non prevede testualmente questo e la giurisprudenza sul punto è estremamente frammentata e divisa. Ad esempio, le ultime 2 pronunce che constano a me, una dell'11 settembre 2024, Tribunale di Milano, e una del Tribunale di Verona dell'1 o 2 agosto scorso, hanno stabilito invece che per quei ricoveri portati all'attenzione del giudice le somme erano da pagare. Allora, cerchiamo di fare un attimo di chiarezza, perché se viene veicolato il messaggio tutte le persone non autosufficienti hanno perciò solo per questo fatto diritto al ricovero gratuito, il rischio è di fomentare il contenzioso nei confronti delle strutture, nei confronti dell'amministrazione sanitaria, nel vostro caso Veneto le ULSS, che però laddove non supportato dai requisiti che la giurisprudenza richiede, rischia di essere estremamente doloroso per chi agisce. Nell'ultima pronuncia del Tribunale di Milano, chi ha agito per vedersi riconosciuto il ricovero gratuito non solo ha perso il giudizio, si è ritrovato anche a dover pagare quasi 8.000 euro di spese processuali in più rispetto a quello che già deve pagare al proprio avvocato. E poi arriverà anche la tassa di registro tra qualche anno dell'Agenzia delle Entrate, vuole altri soldi. Quindi, che vi siano certe condizioni
perché certi ricoveri siano riconosciuti interamente gratuiti, quindi interamente a carico del fondo sanitario, è vero che vi siano certe condizioni, ma che vi sia questo automatismo Alzheimer uguale gratuità dell'assistenza, questo non è affatto vero. Tutto questo meccanismo giova solo a chi vuole, ripeto, fomentare il contenzioso. Si vede E però, questo non va Avvocato, che gli addetti ai lavori sanno, ma quello che dovrebbe conoscere e capire che è la popolazione, parlo in generale, non sa, è inutile che ce la giriamo. I messaggi ognuno li interpreta a propria maniera, poi abbiamo tanti tutologi che sanno tutto, ma cosa ci dice, Avvocato, del sociosanitario, che questa essere verrà tolta e non sarà più sociosanitario per quanto riguarda la sanità, ma sarà solo sanitario? Nessuno ne parla, nessuno dice niente, eppure ci sarà un spostamento di tanti soldi, a chi andranno, dove andranno, nessuno ne parla, tutto silenzio. Prego, Avvocato. Assolutamente sì. Vede, il mondo sociosanitario e il diritto sociosanitario costituiscono un insieme particolarmente complesso, esageratamente complesso, perché è quel mondo di mezzo tra l'assistenza sociale pura e l'assistenza sanitaria pura. Ecco perché il legislatore a suo tempo dettò delle regole generali suddividendo percentualmente i costi dell'assistenza, in parte in carico al fondo sanitario e in parte in carico alla quota cosiddetta sociale, quota alberghiera. Se non che adesso siamo in un momento di transizione, di rivisitazione anche di questo mondo di mezzo. I nascenti livelli essenziali delle prestazioni sociali, gli esistenti LEA. Il legislatore è chiamato a coniugare tutto questo insieme, ripeto, straordinariamente complesso. Ma vi sarà comunque anche nella prospettiva una suddivisione dei costi. C'è solo da sperare che il legislatore nazionale e poi a cascata quello regionale sappia incidere sulla normativa rendendola la più chiara possibile, perché se no questi equivoci continueranno ad esserci e continueranno a confondere. Confondono la gente che legittimamente può non avere la possibilità di approfondire a certi livelli la materia, ma confondono anche gli stessi operatori del diritto. Perché? Perché facendo una disamina complessiva della giurisprudenza nazionale, perché qui non è solo una questione veneta o lombarda o emiliano-romagnola o piemontese, il problema è nazionale. Facendo una disamina della giurisprudenza nazionale si rinvengono tanti casi in cui questa gratuità viene riconosciuta, ma tanti di più, sono molto più numerosi i casi in cui questa gratuità non viene riconosciuta. E allora come fare a sapere se io che ho il papà, il nonno ricoverato in struttura, no? Se io in qualità di, ad esempio, amministratore di sostegno, no? Ho diritto a vedermi riconosciuto il ricovero gratuito. Il come fare si ricava dallo studio, dalla disamina della giurisprudenza, ed è chiaro che non solo quello, c'è anche un aspetto medico, clinico da valutare. È chiaro che prima di iniziare una contestazione è opportuno approfondire se davvero vi sono le condizioni, perché se no questo è un gioco che favorisce solamente i legali che patrocinano queste cause. Vede che l'ha detto lei, Avvocato, che sotto c'è sempre un aumento a qualcuno anche economico a scapito di molti che poi ne pagano le conseguenze, c'è sempre un business sotto, nella confusione c'è sempre un magna magna per qualcuno e per altri no, Avvocato. Purtroppo funziona così, perciò le ho fatto la domanda, perché di questo socio sanitario che verrà tolto una S, che sarà solo sanitario, non ne parla nessuno. E guardate, credete alla Mirella, montagne di soldi, che ci sarà un travaso di questo. Voi sapete qualcosa? Tante sigle che nessuno conosce. Prego, Avvocato, poi passo all'altro ospite, prego. Attenzione però, io non ho inteso dire che i legali, perché anch'io faccio quel mestiere, ci marciano sopra e illudono la gente. No,
Sto dicendo solo che prima di avviare una contestazione di questo tipo vanno fatti approfondimenti molto particolari, anche perché se io sostengo che il ricovero del mio caro deve essere gratuito, devo anche provarlo, devo avere anche le prove in mano per poterlo sostenere. Se invece l'idea è che basta dire non autosufficienza, basta dire Alzheimer e quindi solo per questo io ho diritto al ricovero gratuito, questo è un messaggio sbagliato. Sì, però capisce, avvocato, che ho avuto un caso di una persona di quasi 100 anni, purtroppo non è riuscita a raggiungere questa struttura a causa di questa svamma che non era completa, che i punti erano talmente bassi. Sto parlando di una persona quasi cieca, se non cieca non ci vedeva più, con proprio un disturbo cognitivo che avanzava. Eppure le posso assicurare, avvocato, che non ne vai fuori, non c'è niente da fare, anche se hai le carte in regola, che tu pensi che se non hai nessuno che ti indichi la strada, che ti aiuti, i familiari non sapevano neppure dove rivolgersi, a quali sportelli. Guardate che veramente dobbiamo iniziare a informarci di più, perché la popolazione sta diventando sempre più diversamente giovane, anche con molte patologie. Non si può continuare a non sapere quello che aspetta di diritto. Noi paghiamo persone che dovrebbero fare questo, avvocato, non solo voi, prego. Vede, la valutazione della necessità e dell'intensità assistenziale in Veneto in particolare è demandata appunto anche a quello strumento che lei ha citato, cioè la SVAMA, cioè una valutazione multidimensionale, cioè fatta da più apporti professionali, l'apporto clinico, l'apporto dell'assistente sociale, ed altri magari specialistici. È chiaro che quella è una valutazione che viene fatta in un contesto pubblico di ULSS e che può anche essere sbagliata. Io non posso dire che tutte le SVAMA fatte sono ineccepibilmente corrette. Certo che di fronte a una SVAMA che non riconosce, a mio avviso, adeguatamente il bisogno del mio caro, del mio beneficiario, certo che io posso reagire, però è chiaro che inevitabilmente in qualche modo il plesso, il soggetto deputato alla valutazione dell'intensità del mio bisogno è quello, e a quello mi devo riferire. Non me lo devo far andare bene a tutti i costi, però se ritengo che quella valutazione sia errata ho modo per contestarla. Cioè il sistema è aperto a tutte le soluzioni, è aperto al riconoscimento della gratuità del ricovero, ma è anche aperto al fatto che a certe condizioni la gratuità non sussiste. Quindi è un problema di informazione, lei ha ragione, è un problema di informazione. Tutti gli attori professionali del sistema sono chiamati a rendere alla gente la migliore e più completa informazione possibile. E questo non avviene, caro avvocato, purtroppo siamo ancora con tantissime persone che non sanno neanche cos'è una SVAMA, bisogna stare attenti a mettere le crocette, vale la relazione del medico di famiglia, è lui che la compila, che dà questa possibilità, e voi capite che tra il dire e il fare c'è poi di mezzo il mare. Allora, siccome sono in chiusura, io devo assolutamente, intanto ringrazio l'avvocato di aver spiegato anche in maniera semplice. Sì, c'è la possibilità di capire, però bisogna anche capire a chi ci si rivolge, perché molte porte chiuse, oppure bisogna pagare purtroppo. Allora andiamo a vedere questo video di foto storiche del nostro Bughetto, perché vediamo delle cose molto belle. Andiamo a vedere le foto, il video.
bellissime queste foto, ma se non ci fossero state queste foto, se la fotografia non avesse immortalato per sempre quello che c'era e che noi non avremmo potuto vedere se non ci fossero state queste foto, cosa dici? L'importanza delle foto. Le foto sono molto importanti, ma abbiamo anche dei dipinti che ci raccontano un po' la storiografia com'era. Prima della fotografia. Per esempio il Coghetto, che ha fatto molti dipinti su Treviso. Quindi là abbiamo anche una storiografia di dipinti e poi di foto. Le foto hanno cominciato nel 1850 circa ad uscire le prime foto, e questi ci hanno raccontato una Treviso e praticamente una Marca. Soprattutto si nota molto la povertà, perché qui si vedono proprio i signori vestiti in una certa maniera, con i cappellini, con gli ombrelli, e i poveri vestiti sempre naturalmente con cappello e giacca. Che erano anche eleganti. Eleganti, che però si vedeva la parte contadina, e quindi anche la parte storica contadina che abbiamo noi, perché bene o male la parte storica è quella importante, che poi ha fatto anche il discorso con la propria, quando hanno dovuto andare a lavorare all'estero, perché qui il lavoro non c'era, prima nel 1890, poi nel 1918 finita la Grande Guerra. Ricordiamoci che la Grande Guerra è stata combattuta qua, quindi con tutte le problematiche che sono sorte, le distruzioni che ci sono state e la povertà che è aumentata. E poi naturalmente con la Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo raccontato tutta questa parte qua e il boom economico degli anni 60. Perché è importante anche quello, perché negli anni 60 abbiamo cominciato a ricostruire e ad avere le idee da portare avanti le cose. Si ricominciava a vivere, diciamo. Sì, ricominciava a vivere. Parliamo sempre degli anni 60, anche se io sono nato negli anni 60, però devo dire che anche all'epoca ancora non era tutto sto ben di Dio che c'è adesso, ecco, non c'era sta roba qua. Allora, le mostre e i giovani, ecco, vedi che un po' alla volta questi giovani arrivano anche volontariamente, se c'è una corretta informazione, Bughetto? Ce ne sono, perché io devo dire che noi facciamo circa 2500 volantini, 2500 pieghevoli, che distribuiamo in tutta la città e anche fuori. Poi speriamo sempre appunto che i mezzi di stampa ci diano un piccolo spazio per farsi conoscere, ma comunque vedo che anche giovani ne arrivano, non tantissimi, ma ne arrivano. Sono intrigati anche da conoscere. Sono intrigati, soprattutto perché non sanno, non conoscono. E quindi è diciamo, un segnale, una parte in più che noi diamo, anche perché io sono là che spiego al limite, perché ecco una cosa che io faccio un grande lavoro anche di scrittura, quindi sai bene che i nostri cartelli sono molto ben scritti, però logicamente la maggioranza della gente non ha voglia di leggere e quindi siamo proprio pigri, sono là che spiego a voce un attimo diciamo, tutta la storiografia in maniera semplice e diretta. Allora sentiamo come ci saluta l'avvocato Massimiliano Gioncada, Foro di Brescia, esperto in materie sociosanitario. Come ci saluta, avvocato? Ma io saluto dando solo un messaggio di attenzione, cioè è giusto valutare tutte le cose, è giusto affidarsi al proprio esperto, è giusto affidarsi al proprio legale, però la prudenza nell'approcciare queste situazioni. E anche fare chiarezza insieme al proprio legale, perché il legale deve essere in grado di fare questo, fare chiarezza riguardo al pagamento della retta, nella misura in cui può ben capitare, ed in Veneto è capitato tante volte, perché il giudice amministrativo veneto, cioè il TAR di Venezia, si è pronunciato più volte, in ordine al fatto che, sussistendo nelle condizioni, le persone hanno diritto a vedersi pagata in parte la retta, in tutto in parte, dipende dalla retta, dal comune di residenza. E allora valutiamo anche questo aspetto, perché è chiaro che se la regola che il comune si è dato è sbagliata e quindi il cittadino non fruisce del corretto aiuto pubblico nel pagamento della retta, anche quello è un aspetto da approfondire. Qui non ci sono cattivi della storia, non sono le strutture, non sono i cattivi della storia, non è necessariamente l'ULSS,
non è necessariamente il comune, però va verificato che ciascuno di questi attori faccia quello che deve nella corretta applicazione della legge. Quindi è una valutazione che deve essere fatta a 360 gradi, all'esito della quale possono sortire anche benefici di tipo economico, cioè un risparmio nel pagamento a carico del ricoverato o a carico di chi lo rappresenta. Grazie Avvocato, devo chiudere perché sono in chiusura e la ringrazio di quello che ha detto, è stato molto importante veramente, perché noi andiamo a scuola tutte le mattine a sveglia venti, abbiamo bisogno di conoscere, di imparare da persone addette ai lavori. Grazie Avvocato. Bughetto, allora vediamo le locandine, come ci saluta Bughetto? Beh, vi aspetto a vedere la mostra che è molto ricca e soprattutto molto varia, e ci sono io che faccio da Se non avete voglia Cicerone. di leggere, io vi spiego anche Io vi quello spiego che ha tutto. scritto, perciò andate a visitare. Anche quello che non c'è scritto. Anche quello che non c'è scritto. Grazie anche a Giorgio Bughetto, Presidente Grazie Associazione Nazionale Mutilati Invalidi di Guerra. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Coniglio ai capperi alla tarantina. Tanto tempo fa esistevano soltanto i conigli selvatici. Gli uomini, dopo averli catturati, hanno imparato via via ad allevarli nelle fattorie. E sono questi i conigli che spesso gustiamo preparati seguendo ricette tipiche. Ingredienti per 4 persone. Un coniglio da 1 chilo. Olio di oliva extravergine. Aceto. Acciughe sotto sale. Cipolle. Capperi sotto sale. Sedano. Prezzemolo. Carota. Farina. Sale. Pepe. Vino rosso. Mettete in un'ampia terrina un bicchiere di aceto, un bicchiere di vino rosso, una cipolla affettata, una carota tagliata a dadini, una costa di sedano spezzettata, un pizzico di sale e un po' di pepe. Mescolate il tutto e con questa marinata coprite il coniglio, lavato, asciugato e tagliato in pezzi. Coprite la terrina, portatela in luogo fresco e lasciate la carne a marinare per 4 ore. Trascorso questo tempo, fate rosolare in una padella l'olio e una cipolla a fettine. Togliete il coniglio dalla terrina, asciugatelo e fatelo rosolare nella padella con la cipolla. Tenete il fuoco basso e appena la carne prenderà colore, bagnatela con la metà della marinata che precedentemente avete privata delle erbe. Coprite la padella e sempre su fuoco basso fate cuocere per una mezz'ora. Intanto mettete in una casseruola l'altra metà della marinata, 3 acciughe lavate, spinate e fatte in pezzi, i capperi ben lavati, un ciuffo di prezzemolo trito e
e una cucchiaiata di farina sciolta in poca acqua tiepida. Portate la casseruola su fuoco debolissimo e fate bollire la salsa per una decina di minuti. A questo punto mettete nella casseruola i pezzi di coniglio e lasciate insaporire, sempre a fuoco molto basso, per altri 10 minuti. Servite e buon appetito!